Leggere questa paginetta di questo bel libro, Il leone alato, prima di presentare le graditissime ospiti. Abbiamo due donne, due persone, che ognuna in un campo diverso ma molto intrigante, perciò dopo le presenterò. Finiamo questa paginetta che abbiamo lasciato ieri. Quella sera il tramonto invernale mostra un cielo terso, già pieno di stelle, come sfondo di residue anetre in volo. La musica dalla terrazza costruita in legno rende davvero il tutto speciale, con grande sorpresa di tutta la famiglia, che mai aveva vissuto una serata così particolare. Il nonno intento alla griglia, i genitori di Leon ad osservare, guardarsi e capire che qualcosa di nuovo stava accadendo. E qui ci sono le foto che ieri vi avevo fatto vedere di questo paesaggio bellissimo. Guardate che belle, vale la pena di guardarle per capire che l'erba del vicino delle volte anche lei è verde, bellissima. Dobbiamo solo scoprirla, aver voglia di scoprirla e soprattutto capire e continuare a capire di aiutare i nostri ragazzi, i nostri bambini, che magari questa creatività ce l'hanno, ma nessuno o pochi ci pensano perché sono troppo indaffarati per il lavoro, per lo sport, per gli hobby. Io direi invece di iniziare ad attenzionare queste creature che non hanno deciso loro di venire al mondo. Qualcuno ha deciso per loro e adesso per cortesia accompagnateli. Non tutti, perché ci sono dei genitori meravigliosi, bravissimi, però io mi rivolgo a quelli che pensano che non sia così prezioso il tempo da dedicare ai figli, perché ci sono altre cose. No, la prima cosa è il figlio. Poi domani vi farò vedere il servizio. Ieri sono andata da Iole, questa mamma in sedia a rotelle che da 30 anni aspetta che qualcuno si dia una mossa per aiutare questo ragazzo vegetale a letto. 30 anni che aspetta, è un servizio che farà molto discutere, delle volte potranno anche criticare dicendo ma cosa fa vedere Mirella? Faccio vedere la realtà che non si vede. Faccio vedere cosa dice questa mamma dopo 30 anni, sedia a rotelle, che da sola o con un piccolissimo aiuto cerca di far sopravvivere questo figlio nel migliore dei modi. Infatti io l'ho trovato benissimo, curatissimo, pulitissimo. E lei a fianco in sedia a rotelle che dice non chiedo la luna, chiedo solo un supporto fisico perché da sola non ce la faccio più. Presento gli ospiti. Claudia Benedossa, sindaca di Maser, che ringrazio. Guardate che ciliegie ha portato. Adesso le inquadriamo, sindaca, io non so come ringraziarla perché sono delle ciliegie meravigliose. E poi anche la locandina perché merita veramente questo prodotto che abbiamo. Eccolo qua. Ecco le ciliegie che stanno, sembrano perfino finte, sindaca, io non so come ringraziarla. Sono state raccolte finalmente 2 ore fa, ecco, quindi. Grazie. E saluto anche la dottoressa Paola Peresin, biologa, scrittrice, grazie di essere con noi dottoressa. Parleremo di lupi manari, quelli che hanno 2 gambe però sono i manari, non quelli che hanno 4 gambe, vero dottoressa? Allora, sindaca Benedossa, io ho aperto con un libro ma poi mi sono rivolta ai telespettatori ricordando loro questa storia che loro hanno seguito, perché sto seguendo da anni questa famiglia, ho dovuto prendere anche un avvocato, che poi questa famiglia è formata da questa mamma diversamente giovane, questo ragazzo a letto che vegeta, ma lei lo accudisce in una maniera incredibile, purtroppo dopo un incidente stradale, lei ha già perso un altro figlio. E lei, sì appunto, mamma mia, ieri ho avuto anche il sindaco di Vo, Euganeo, l'ho invitato. Perché abitano a Vo? Certo, abitano a Vo Euganeo, avevo il sindaco ieri mattina, il quale ha cercato di spostare il cerino, ma sa che con Mirella il cerino non è facile spostarlo. Questo argomento interessa molto appunto, invece. Appunto, visto che adesso c'è anche una legge sui caregiver che è appena passata. Allora ieri sono andata perché lei è allo stremo delle forze, sia economicamente che fisicamente. Però non si muove paglia e il sindaco continua a raccontare la storia, poi che si sa che naturalmente il personale è poco, che non ci sono le risorse, tutta una serie di argomenti che io conosco già, sono anni che li sento, non è che mi abbia raccontato una cosa nuova. Però io le ho anche detto, mi scusi sindaco, per legge questa signora, questo grande uomo romano, perché è un omone grande, poi grande, grosso, per legge ha diritto di tutte le cose che io le dico,
che una persona dall'ospedale dovrebbe partire al mattino, recarsi da Romano 2 o 3 volte alla settimana, questo me l'ha detto il presidente dei medici di famiglia, e fare quelle cure che a Romano servono per avere una situazione dignitosa di vita. Questo non accade, ma soprattutto quello che spaventa è che Iole dice, sindaca, ma alla fine non chiedo mica la luna, chiedo un supporto fisico. Allora io ho detto al sindaco, ma scusi, lei dice che non ha le persone perché, e lo sappiamo, è sempre quella la storia. L'ospedale non arriva perché? Perché non ci sono i fondi, perché non ci sono... Ma per legge lei dovrebbe avere queste cose, perché lo dice la legge. Se non credo neppure al responsabile dei medici di famiglia, chi devo credere? Certo. E allora ho detto, ma sindaco, lei non ha mai fatto una telefonata alle associazioni di volontariato, visto che ne abbiamo tantissimo, anche se lei non ce le ha nel territorio, magari andiamo fuori, perché vuoi un paese, no? E chiedere aiuto alle associazioni di volontariato, che c'è chi ha il trasporto, magari Iole, trasportarla a fare la spesa perché non ha il supermercato fuori, deve andare a Buonuovo perché Vecchio non ha il supermercato, non ha niente. L'ascolto, magari stare vicino a Romano, accarezzarlo come fa questa mamma, sollevare questa mamma, cercare di aiutarlo. E invece non ci siamo, sindaco. Perché? Noi non conosciamo la storia, parlo in generale. Iole non sa a chi rivolgersi e il sindaco continuano a dire le solite cose, non ho i fondi, no. Praticamente la racconto tutta in breve perché è un libro. Sì. Questa mamma che l'hanno defraudata di tutto, addirittura gli hanno portato via la casa perché ci sono i falchi, non nelle fragilità, che sta là a aspettare il boccone giusto. Se la canonica non gli dava queste 2 stanze, perché sono 2 stanze a pian terreno, io non so che fine avrebbe fatto Romano e che ci fosse ancora. Allora Iole ci sta guardando, sindaca, perché lei guarda il mattino assieme a Romano la trasmissione, infatti l'ho conosciuta così. Cosa dice a questa mamma? Lei donna, mamma, cosa dice a questa mamma che dice Romano è la mia vita? Finché io non sarò sicura di trovare una struttura che lo aiuterà come lo sto aiutando io, Romano da qua non si muove. Guardi, io sono davvero commossa perché non sapevo che stamattina ci sarebbe stato l'argomento relativo a casi di non autosufficienza. Allora, io ho un fratello di 52 anni che è 23 anni, che anche lui a seguito di incidente stradale è in stato vegetativo con minima responsività, quindi è un argomento che conosco non bene, benissimo, e che vivo da 23 anni anche personalmente. E le dico, conosco questa cosa drammatica perché la vivo davvero tutti i giorni, però la prima cosa che si fa in questi casi è andare dal proprio comune, dall'assistente sociale del proprio comune, la quale deve attivare tutto quello che è possibile, quindi in primis il comune deve dare almeno delle OSS che al mattino si occupino dell'igiene personale, dell'alzata, della sistemazione di Romano, ma questo è il minimo che un comune può fare. Il comune di Masera ha 5.000 abitanti e abbiamo 2 OSS che al mattino di una cooperativa si occupano di un certo numero di pazienti, di cittadini non autosufficienti. Poi c'è anche dal 2013-2014 la Regione Veneto ha istituito anche un assegno per le cure domiciliari, quindi Romano ha tutti i diritti di avere questo assegno. Penso ce l'abbia, immagino. Non è una gran cifra, ma si aggira dagli 800 ai 1.000 euro al mese, ok? Anche perché riguarda l'ISEE di Romano, ecco, quindi Romano non ha un reddito, avrà forse una pensione di invalidità minima e basta, quindi ha tutto il diritto di avere questo assegno. Loro questo assegno ce l'hanno già? Allora, questo assegno ce l'hanno, ma facendo i conti come non basta? Non basta, ma certo non basta, non ce la fa. Non basta, non ce la fa. È per quello che dico che ci vuole anche il supporto del comune. Assolutamente. Poi adesso c'è anche questa nuova legge nazionale sul progetto di vita,
per Dei i caregiver? disabili e anche di caregiver, un altro, cioè, che però, le dico la verità, vedo che ad esempio in provincia di Treviso non è ancora stata attuata. Neanche là? È partita, in provincia di Padova? Di Padova no, perché mi sembra che era Vicenza che era partita in via sperimentale e Padova no. Vede Sindaca, io però dico sì. al mio collega di Vo, ovvio che non puoi pagare un'assistenza H24, però avere un'operatrice che al mattino si occupa dell'igiene di Romano, quello sì, quello può essere fatto. Non basta, Sindaca, perché sto spiegando che Romano è un omone grande e grosso. E quindi ci vogliono due persone per gestire tutte le... Appunto, lo so, perché anche con mio fratello ma noi... non solo, se l'operatrice sta male o adesso va in ferie, chi va a casa di Romano? No, noi come comune abbiamo appunto affidato il servizio a una cooperativa perché anche durante le ferie abbiamo le sostituzioni, perché non è che si può andare in questi Niente casi. da fare, non gira così, Sindaco. Comunque allora, io lo dico. La situazione è difficile perché noi nella disgrazia di mio fratello, aveva 29 anni quando ha fatto l'incidente stradale, lui non parla, è totalmente paralizzato, alimentato artificialmente, eccetera. Abbiamo due badanti, ecco, che paghiamo noi, però nella disgrazia noi abbiamo l'indennità dell'INAIL perché l'incidente è avvenuto durante il lavoro. Sì, ma vedi, e Sindaca, quindi non ha capito una cosa, che Iola è sola, non ha la famiglia che ha lei i fratelli. Beh sì, però... nel senso che certo, può aiutarla, perché allora l'aiuto io un pochino, vado io. Iola è completamente sola. No, non ha nessuno. Iola è completamente sola con questo ragazzo. Anche le parrocchie di solito attivano una rete di volontariato. Allora, Sindaca, io conosco, in questi anni ho conosciuto altri casi perché ci si conosce, anche perché i primi anni giri ospedali, anche noi abbiamo fatto 2 anni di ricoveri in vari ospedali della regione Veneto, sempre sui reparti, ecco, di gravi di lesionati cerebrolesi gravi, e quindi conosci tante situazioni. Sì, però vede, Sindaca, il problema è che non è come dice lei, un sistema di volontariato anche da attivare, non c'è. Io ieri ho dovuto partire da qua alle 12:30, andare a Vo a dare un assegno perché era stremata. Ha chiamato ieri mattina, ha parlato anche col sindaco, era stremata, ha detto: sindaco, non le sto chiedendo la luna, sto chiedendo un supporto. Certo. Sindaco, le ho detto: viene oggi con me, era impegnato giustamente perché non è mica che io andavo, però ho detto: guardi che io ci sono là, finisco qua, vado là, e ho cercato di sollevarlo un pochino, anche perché non sarà un assegno enorme, ma un assegno che fa respirare, che dà un po' di ossigeno a questa donna. Vede, il problema non è, Sindaca, che io devo essere fortunata se capita qualcosa ad avere la famiglia, a vivere su quel paese o la città dove ho un sindaco, una giunta, un assessore sensibile. Io devo avere quello che mi aspetta di diritto, e se la legge dice che io devo avere questo e questo, io lo devo avere, certo, perché adesso scatta la denuncia. Certo. Adesso io ho preso un avvocato, ma che sta anche seguendo il caso. Cioè, l'azienda io non so chi deve, sbaglia, chi non sbaglia, chi omette, chi non fa il proprio lavoro, perché io so che la legge prevede questo: non sei in grado, è un problema tuo, non perché capita una disgrazia arrangiati, no. No, che non può funzionare così, perché Iole è un caso, ma quanti ce ne sono? Ci si arrangia, perché anche noi ci sentiamo soli. Esatto, che io hanno ho paura. Mia madre che è vedova da 40 anni, però ci sono io e mia sorella che ci alterniamo, e sabato sono 23 anni che noi sostituiamo badanti, eccetera, però siamo 2. Ma mia Iole madre da lo sola stesso. dei sedie a rotelle, cioè, esatto, cosa quello è un problema. È lei che avrebbe bisogno di assistenza. Allora dobbiamo trovare. Quindi, ma l'organizzazione come funziona adesso la mattina? Cioè, la mattina lei ha un ragazzo poveretto che va da un'altra parte, ma per buona volontà, un egiziano
che le dà una mano, tanto per far capire Sì, come sì. funziona. Ah beh, sì, italiani non ce ne sono Però che fanno giustamente i siccome badanti. lavora da un'altra parte non può andare da Ioli tutto il giorno ad aiutarla. E ci sono queste OS, come dice lei, che sono nella nebbia, ci sono o non ci sono, arrivano o non arrivano. No, beh, qui Poi qualcuno magari anche sa il proprio dovere, non so cosa comporta, ma se vai là e ti siedi sul divano e chiami e continui a parlare col cellulare invece di aiutare Iole, no, io lo dico qui c'è il problema. ma chi se ne frega, sindaca, ma però bisogna iniziare a dire la verità, non si può mica continuare a passare il cerino come ieri. A un certo punto gliel'ho anche detto al sindaco, sì, ma cerchiamo di parlare di quello che le ho detto, non andare a vedere i monti, le colline bellissime di questo paese. E questo succede, lo chiedo anche alla dottoressa Peresin, anche con la paura di parlare, la paura di vedere, la paura di qualcosa che è diverso da quello che siamo abituati. Allora spieghiamo di cosa si occupa la dottoressa Peresin e vediamo anche questo libro che faccio vedere, ma dovrebbe esserci anche la copertina. Cosa rappresenta questo libro e questo titolo, dottoressa? È il viaggio di Slautz, è un lupo che è stato catturato da dei colleghi sloveni nel monte Slavnik. Lo Slavnik è l'ex monte italiano. Siamo a neanche 20 km da Piazza Unità di Trieste, siamo in Slovenia. Lì ci sono branchi stabili di lupi che convivono con tutto il resto della popolazione. I colleghi catturano questo lupo, lo dotano di un radiocollare satellitare. Questo avviene nel luglio del 2011. Una volta catturato, il lupo ritorna nel proprio branco, che è il branco appunto dello Slavnik. Il lupo sarà chiamato Slautz, che in sloveno vuol dire che appartiene a quel branco lì. E dopo, a dicembre, quando l'animale ha più o meno 2 anni, cosa fa? Fa quello che normalmente fa un lupo, e cioè lascia la famiglia e comincia a cercarsi un proprio territorio. Dal dicembre del 2011 questo animale compie più o meno 1200 chilometri, che sono proprio misurati, di fatto ne compierà almeno 2000, e attraversa 2 confini, cioè dalla Slovenia va in Austria, poi dall'Austria arriva in Italia. Comincia prima a farsi un giretto in provincia di Bolzano, non gli piace, allora va a Belluno, non gli piace tanto, poi alla fine arriva in Lessinia. La Lessinia è l'altopiano che sta sopra Verona, siamo a 30 km proprio dalla città, e lì trova un ambiente splendido. E lì soprattutto, ripeto, in 3 mesi dopo aver fatto minimo 2000 chilometri, incontra una femmina che con una botta di fantasia, essendo sopra la Lessinia, l'hanno chiamata Giulietta. Quindi Slautz incontra Giulietta e da lì proprio comincia la colonizzazione dei lupi nella nostra regione. Siamo nel 2012. Il lupo fa, ripeto, tutte le cose che fanno normalmente i lupi. Nel mondo c'è una specie che ha il più ampio areale e siamo noi. Noi abbiamo occupato tutte le terre occupabili, no? Sì. La seconda specie è la pantegana, Ratto norvegicus, che però è venuta dietro a noi, cioè siamo noi che l'abbiamo in qualche modo veicolata, no? E il terzo è il lupo. Il lupo dal punto di vista biologico, cioè dentro proprio il suo patrimonio genetico, ha una serie di istruzioni che sono: mangia, tenta di riprodurti e cammina. E quindi quello che ha fatto il lupo è assolutamente una strategia biologica normale. Quando è arrivato però nel nostro paese, tutta questa normalità biologica, come dire, si è scontrata con la nostra cultura. Noi siamo un paese che raramente è a conoscenza di quelli che sono gli animali selvatici. Quando noi parliamo di animali, per la nostra cultura, il nostro cervello va direttamente agli animali domestici. Cioè sono quelli che noi abbiamo manipolato negli ultimi 10.000 anni, da quando è nata l'agricoltura. Prima noi non eravamo agricoltori. Più o meno 10.000 anni fa, la famosa mezzaluna fertile, noi cominciamo a coltivare e ad allevare. Ecco, nella nostra tradizione culturale l'animale è l'animale di allevamento. Quando noi parliamo di specie selvatiche facciamo un'enorme difficoltà. Ancora oggi, tanto per essere chiari,
quando sono passati 15 anni da quando il viaggio di questo lupo, un viaggio che è stato catturato da tutti i media internazionali. Nel libro io ne parlo, ho anche insomma così un minimo di fotografie da mostrare magari in un altro momento. Ci sono articoli di giornali europei che mostrano il viaggio di questo animale. Eppure da noi, 15 anni dopo, ripeto, l'avvento di questo animale, siamo ancora convinti, molti di noi sono ancora convinti che per esempio i lupi siano stati immessi, siano stati introdotti. Si fa fatica ancora a capire che il comportamento di una specie selvatica non c'entra niente con una specie domestica. Quindi abbiamo ancora dei grossi problemi. È per quello che secondo me noi dovremmo cominciare ad educare alle specie selvatiche e soprattutto presso quelle categorie umane che in qualche modo hanno sulle loro spalle la presenza di questo animale, in primis gli allevatori. Gli allevatori sono quelli che subiscono la presenza della specie e quindi il nostro compito è proprio quello di aiutare gli allevatori innanzitutto a difendersi dalla presenza del lupo. Noi abbiamo degli strumenti che funzionano in tutto il mondo e quindi devono funzionare anche qua, ma sono, ripeto, strumenti. E uno strumento come tale dipende da come lo usi, può funzionare o non funzionare. Vede dottoressa, le do ragione perché proprio questa settimana ho avuto un forestale ospite, un generale che ha portato anche tutti i nidi degli uccelli bellissimi, lui va nelle scuole, spiega. E si parlava proprio di questo, della paura dell'animale selvatico. Però la paura diventa paura quando l'animale è grande e lo vedi, il confronto con l'animale, citiamo anche gli orsi tanto per non parlare di niente altro. Io siccome ho gli orti vicino al Crash, al Parco dello Storga, io vedo proprio la follia pura di queste persone che arrivano con tutti gli animali piccoli che trovano, anche i cervi, tutti, perché pensano che siano abbandonati, prendono il capriolo, il piccolo capriolo, e lo portano al Crash. E quello che vedo è che il bambino, quando il papà magari dice tieni un attimo, eccolo qua, ecco il bambino che, non so, bisogna che andiamo a scuola da questi bambini. Dice no papà, ma non per paura, ha paura di fargli male. Caro. È diverso, cioè questo papà che prende senza neanche sapere, informarsi, perché non è che non si sappia, lo diciamo in tutte le lingue, quando vedi un piccolo lascialo stare perché la mamma è nei dintorni, un momento là, e li portano al Crash. E vedo questi bambini che dicono ma guarda quel bambino, non ha paura di fargli del male, non è in grado di capire se lo può tenere o no il bambino. Mentre l'adulto cosa fa? È piccolo, lo prendono, pensando per carità di fare del bene, ma vogliamo capire che ognuno deve stare al proprio posto. Sindaca, cosa dice? Ecco, questo bambino che se anche non sa, però dentro di lui sa che è una cosa fragile, che bisogna stare attenti. Prego. Beh, noi al giorno d'oggi i nostri bambini purtroppo crescono, io sono nata 60 anni fa, quindi figlia di agricoltori, il rapporto con gli animali era quotidiano, le galline, le mucche, cioè avevamo un po' anche un agnellino. Purtroppo i bambini di adesso non sono abituati assolutamente, quindi per loro può essere anche paura. Cioè, mi raccontavano le insegnanti dell'istituto delle scuole elementari di Maser che tanti bambini bevono il latte ma non si rendono conto chi produce il latte. È convinto che è prodotto nell'industria, ecco. Che si prende al supermercato. Esatto, quindi c'è veramente, mi sono stupita, però è così. I bambini non vivono più a contatto con la natura e con gli animali e quindi c'è vabbè il gattino, il cagnolino, però che posso dire, a me dispiace anche questi gattini e cagnolini che sono costretti a vivere in appartamento e che hanno altre necessità, o no? Vero dottoressa? Sì, il loro habitat non è l'appartamento, diciamo, quindi sono considerati tipo
li tengono come fossero dei bambini, in realtà sono degli animali con le loro necessità e quindi mi dispiace, ecco, questi bambini che non hanno il contatto con la natura, con Ma gli che fine animali. hanno fatto le fattorie didattiche, Sindaco? Erano partite alla grande, fattorie didattiche dappertutto, questi bambini che andavano a visitare, a vedere, a toccare con mano quella che è la realtà. Che fine hanno fatto? Anche all'inizio c'è stato il boom, effettivamente, questa moda delle fattorie didattiche, e sono anche impegnative da mantenere. Io conosco alcune realtà della collina, è un impegno perché la fattoria didattica nasce accanto all'agriturismo, ad un'attività agricola, non è che nasce solo come fattoria didattica, quindi ti devi occupare dell'azienda, dell'agriturismo e anche della fattoria. E poi non c'è anche il tempo, perché io vedo questi bambini stressati, impegnati, e con lo sport, e con la musica, e con tutti vari sport, e quindi so che c'è anche poco tempo per portarli in queste fattorie didattiche. L'uscita viene fatta una volta o due all'anno, ma credo non sia sufficiente, o no? Dottoressa, cosa aggiunge a quello che ha sentito? E questo è molto importante per la relazione con gli animali domestici, no? Io però, sono molto ottimista, noi siamo degli animali culturali e quindi basta volerlo e noi culturalmente riusciamo a fare qualsiasi cosa, nel bene e nel male. Noi riusciamo ad addestrare delle persone che tra un po' andranno su Marte, quindi io penso che ci voglia solo della volontà per far capire, e cioè insegnare, e cioè educare, no? A tutta una serie di realtà naturali. E per esempio, per quanto mi riguarda, la cosa più importante sarebbe innanzitutto riuscire proprio a far capire le differenze tra quella che è una realtà naturalistica, cioè l'idea che abbiamo noi della natura, e invece quella che è una realtà naturale. Per quanto riguarda, ripeto, una specie selvatica, il grosso problema che abbiamo noi in questo paese è capire proprio la differenza, che per esempio non si tratta di un animale domestico. Per esempio, insegnare che gli animali domestici sono animali che noi abbiamo manipolato geneticamente negli ultimi 10.000 anni. Quindi manipolare geneticamente significa influire sul loro comportamento. Un cane è diverso da un lupo, anche se il cane è la specie domestica del lupo, che è la specie selvatica. Quindi anche solo capire questo, cosa che per esempio altri popoli europei lo sanno perché fa parte della loro cultura, no? Pensiamo ai popoli per esempio centroeuropei. Lì hanno pochissimi giardini, hanno molti boschi, hanno molte foreste e gli animali, come noi sappiamo bene, si nascondono nei boschi e nelle foreste. Noi culturalmente non li abbiamo adesso però. Negli ultimi 50 anni abbiamo effettivamente una copertura vegetazionale che è aumentata di tantissimo. Siamo 3 milioni di ettari in Italia. E quindi non poco, tantissimo. E quindi che cosa fanno? Arrivano quelli che mangiano il bosco, cioè arrivano gli ungulati. Qua 50 anni fa non c'era un capriolo, non c'era un cervo, no? Adesso noi li abbiamo in collina e hanno cominciato effettivamente ad ampliare il loro areale. Quando arrivano le prede, dietro chi c'è? Il predatore. E quindi per esempio a capire che un cervo, un capriolo, non è qui, ma insomma, camoscio, stambecco, muflone, non è uguale alla vacca, alla capra, alla pecora. Quelle le abbiamo, noi abbiamo manipolato, abbiamo cambiato la loro morfologia, ma anche il loro comportamento. Quello che fa una mucca dipende da quello che abbiamo fatto noi. Sono come queste splendide ciliegie. Queste sono opera del contadino. Se noi non abbiamo gli agricoltori che ci danno da mangiare, noi non riusciamo a sopravvivere. Quindi questo è frutto di quella della nostra cultura agraria e dell'allevamento. Quello però è un'altra roba. E quindi anche qui capire come interfacciarsi credo che sia la prima cosa. Come lo si fa? Attraverso l'educazione. Noi dobbiamo educare.
Educare e cambiare culturalmente anche noi, un pochino, aver meno paura. Lei provi a pensare a com'era il suo pensiero, anche io sono una signora di una certa età, no? Anche a com'era la mia cultura, anche solo faunistica, pur essendo una detta, anche solo 30-40 anni fa. E questa è la nostra forza, abbiamo una cultura che cambia velocemente, molto più della nostra biologia, e quindi noi riusciremo di sicuro. Sa cosa penso, dottoressa? Che una volta con pochissimo avevamo tanto, io avevo una maestra, già alle elementari, che mi portava a vedere i bacchi da seta, allora capivi cos'era il bacco, il gelso, iniziavi a capire cos'era la natura, le api. In primavera mi ricordo che ci portava a raccogliere questi fiorellini, queste erbe, e poi le spiegavamo. Poi mi ricordo i bulbi che si mettevano al buio, poi fioriva. E aveva 30 ragazzi, da sola. Non siamo cresciuti dei deficienti, scusate se lo dico, insegnava tutte le materie. Insegnava tutto, faceva tutto. C'era anche il diverso con noi, nessun problema, nessun problema. Adesso abbiamo tutto e poi apriamo la mano, è sparito tutto, non c'è più niente. Questi ragazzi sono veramente, e i bambini, non quelli che hanno la fortuna di avere ancora queste famiglie, questi nonni, quelli che veramente stanno cercando di far capire che così non può continuare, sono i rabbiosi, quelli che ne stanno facendo di tutti i colori, quelli che non riescono veramente. Io ieri portavo l'esempio di quel ragazzo sopra le righe che ho incontrato, che la prima cosa ho detto: guarda che bello che sei vestito, che bello che sei. Ma guarda, è la prima che me lo dice. Questa mattina a scuola l'insegnante mi ha detto: vai a casa a cambiarti per favore. Ma allora, scusa sindaca, se anche lo pensi, lo umili davanti a tutti, che poi ce li aveva creati lui, io non lo sapevo, se li era disegnati lui, la maglietta, i pantaloni. Cioè, capite che è facile dire, sempre incolpare, invece che siamo sempre noi, l'uomo, è famoso uomo, che invece di accompagnare, che dovrebbe accompagnare, no? Crash e quello che è successo al Crash Montana insegna a questi ragazzini, questi bambini, è l'uomo che è mancato, l'adulto, certo. Accompagnarli. Cosa dici Rinaldo? So che sei in linea da un pezzo, ma è importante capire, vai. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Innanzitutto volevo salutare Romano e dirgli a Romano: caro Romano, ti dà una mamma che è una roccia, non ti sarà mai dicato a mamma, ti dà la roba più bella che ti può dire. Dopo ti dà Mirella vicino, che le darà mano a tua mamma. E a Mirella dà un cuore d'oro, non lo fa nessuno per farsi vedere bene. E anche il cuore che ha. E dopo cosa ha avuto? Il mondo va avanti così, è cattiveria che esiste dappertutto. Anche a me sono, no, parole io, con i miei errori. Ma dove anni me tengo, la possibilità di mormi, va bene. Ma dai Stato, non ti darà niente. Io ho fatto 8.000 domande di roba. Dico, ma dai, che il paese tutti, e lui detto non voglio niente, ne compro tutto me. E chissà, siccome la vita si lunga, che qualcosa le capita anche agli altri, ma non paurare del male, perché provvede, cosa che vuol dire a del male, e non perché quello che ti aspetta a te non è perché siamo bravi, è che è un diritto che tutti quelli che pagano le tasse, che fa le tasse, che fa le regole, il governo, va bene. Infatti queste regole qua, ma questi sono i nostri, non è il governo che ti aiuta, perché io prima roba si fa i stipendi, e poi pensa per gli altri. Cosa ha avuto che pensa per gli altri? Che siamo poveriti anche mai. Ad ogni modo, ricordate bene che il tempo non si ferma, il tempo è l'unico che avremo, che le porta a una bella roba, perché spariamo tutti, buoni, bei, pieni di stei, morti da fame, ci attueremo tutti, e tutti quanti alla fine paghiamo tutti le malafate che abbiamo fatto. E dopo voglio dire alla professoressa di lupi, dei bestie, mi aggrappa, è un esempio che devo fare con i lupi, adesso un poco manco. Se è giusto tornare in Dio a 5.000 anni,
sapere la storia giustamente, e se è giusto quello che dice, però per progredire bisogna andare avanti, andiamo su a una, va bene, di vuol far caso su a una, e se abbiamo ancora da risolvere il problema degli animali, giustamente gli animali vedranno ancora prima di noi altri. Dai Rinaldo, dai! Capito Mirella? Grazie Rinaldo anche per Romano, veramente. Sai cosa mi ha detto una signora ieri quando mi ha visto uscire da quella casa? Sai Mirella cosa ti dico? Che mi vede ora chi mora tutti do. Questo è... cosa mi ha detto? Questo è l'unica cosa che io posso dire, perché per loro non sono risorse, sono un problema che fanno fatica a risolvere, perciò io l'ho guardata, l'ho abbracciata e le ho detto: guarda, la cosa più bella che puoi fare adesso è andare a salutare Iole, andare con lei, fare 2 chiacchiere, perché poi Iole parla, ha voglia di parlare, ha voglia di confrontarsi, poi è molto preparata, lei per forza ha dovuto fare questo. Però andiamo avanti, vediamo cosa succede anche con le nuove leggi. Allora, intanto vediamo la locandina, vediamo questa locandina di questa bellissima mostra di Maser, guardate che ciliegia. Allora, cos'è questa tradizione, Sindaca Benedosso? Veramente è una tradizione, noi viviamo di tradizioni, sono veramente le nostre radici. I ragazzi fanno fatica però a continuare con le tradizioni, ma non è colpa loro, siamo noi che, come dice la dottoressa Peresin, che forse ci siamo dimenticati di accompagnarli fin da piccoli in un percorso naturale che sarebbe d'obbligo. A mio avviso noi abbiamo la fortuna, noi abbiamo visto le farfalle grandi così, le margherite grandi così, adesso ti vedi a Margherita così, sei già fortunato. Ecco, e questo sono convinta, queste sagre, queste feste sono veramente il nostro punto di riferimento. Ecco, se perdiamo questi non ci siamo più, Io veramente ringrazio il mondo del volontariato, certo, perché infatti, le proloco. Infatti, Prego, Sindaca. Infatti questa manifestazione, questa che è la, anche le immagini, per che è la cortesia. 34esima mostra da ciliegia, non sarebbe possibile senza il lavoro straordinario della Proloco e dei volontari della Proloco, che sappiamo la Proloco è diventata un presidio sociale e culturale. Quella di Maser, non perché è di Maser, ma è veramente una Proloco eccellente che guarda avanti, e quindi questo evento nato nel 91, che è nato anche insieme alla Proloco proprio di Maser, è il simbolo di Maser, perché Maser è conosciuta appunto come città della ciliegia, e facciamo anche parte dell'Associazione Nazionale Città della Ciliegia. Un evento poi che è molto particolare e anche molto apprezzato perché si svolge all'interno della cornice di Villa Barbaro, Villa di Maser, patrimonio UNESCO, quindi una villa conosciuta in tutto il mondo, e qui grazie, è una villa privata, ma ringrazio il proprietario perché ce la concede sempre per questi eventi, quindi abbiniamo la storia, l'arte, la natura, la cultura, e poi grazie ai produttori, perché senza di loro, come diceva prima, anche la dottoressa Peresin, esatto, non si fa niente, ed è una sfida ormai, ecco, produrre ciliegie, perché il cambiamento climatico crea non pochi problemi. Sappiamo che il clima è fondamentale per la qualità e per la quantità di una ciliegia, che poi la ciliegia di Maser è una ciliegia non destinata all'industria agroalimentare ma al consumo giornaliero, quindi deve essere raccolta col suo picciolo, ecco, ciliegia per ciliegia, e quindi anche c'è un grosso impegno economico e di lavoro per la raccolta manuale ciliegia per ciliegia col picciolo, perché se no non la puoi mettere in vendita. Quindi davvero spero davvero che questa tradizione, ecco, rimanga, perché per noi diventa anche poi una risorsa turistica, perché abbiniamo questo prodotto che piace a tutti, diciamo la verità, la ciliegia da gioia, vero? Da gioia, e quindi abbiniamo, e quindi vengono per la ciliegia, visitano la villa di Maser, i nostri colli, e abbiamo poi siamo anche città del vino, perché dico
pochi lo sanno, ma il Prosecco, ecco, c'è una ricerca di fine 800 dove era un censimento fatto nel 1876 per verificare che tipo di uva veniva coltivata nella Marca Trevigiana, e quindi c'è proprio la carta enografica della Marca Trevigiana, e il Prosecco era coltivato all'epoca a Valdobbiadene, sappiamo, a San Pietro di Barbozza, perché San Pietro di Barbozza era comune all'epoca, a Susegana e udite anche a Maser. Quindi abbiamo anche, oltre all'olio, perché dai primi anni 90 c'è sempre stata la coltivazione dell'olio nelle nostre colline. Abbiamo documenti che risalgono anche al 1200, dove c'era la coltivazione dell'olivo. Lo stemma del comune di Maser, il gonfalone, riproduce le colline e 2 alberi di olivo e un tralcio di vite, quindi lo stemma è del 1928, quindi la coltivazione dell'olio c'era già. E su questo anche domani ci sarà un convegno regionale appunto per la valorizzazione dell'olio extravergine della zona coltivata. Da cosa deriva il nome Maser, sindaco? Dicono da macerie, ci sono varie interpretazioni. Sa che lo chiederò a tutti i sindaci, sì, perché è bello sapere anche il nome. Sì, a volte di macerie, lei è preparata, di pensa macerie. se lei era preparata. Sì, aiuto. Un sindaco mi ha detto, scusa, ma sei il sindaco, ti informerai perché certo, macerie, da macerie. Sì, che erano dei resti e quindi dicono questo. Bella questa cosa. Un'altra cosa importante, abbiamo parlato di agricoltori, abbiamo parlato di ciliegi, di olivi, ma chi raccoglie il sindaco? Visto che c'è questa scarsità di manodopera, tutti alla richiesta di manodopera, chi sono le persone che raccolgono questi prodotti? Per le ciliegie le famiglie si organizzano, perché è una produzione poi che dura anche poco, 20-30 giorni al massimo, quindi è limitata, e la comunità si attiva. Abbiamo parecchi produttori, come anche nella raccolta delle olive, perché anche quella viene fatta. Non ci sono i diversi, come li chiamano qua, persone di colore? No, in questo no. Ho visto che persone, stranieri, vengono impiegati per la potatura delle viti e per la raccolta. Le aziende agricole che li possono assumere con i contratti. Qui veramente c'è tutto una comunità che si organizza per la raccolta delle ciliegie. Ma purtroppo il tempo è tirato, devo andare in pubblicità. Ma secondo lei non ci sono i nostri giovani che fanno questi lavori? Perché per me non ci sono proprio, perché la demografia porta anche quello, sì. Oppure c'è anche la fatica di capire che è un lavoro che deve essere pagato dignitosamente come tutti i lavori, perché sa, è quello che abbiamo scoperto anche qua nel nostro territorio, io poi in prima persona, cioè pagare 2-3 euro l'ora a queste persone tutto il giorno, ecco, nei vitigni. Sì, abbiamo visto anche i contratti, sindaco, li abbiamo anche visti, appunto, quei contratti. Poi quando io ho chiamato mettevano giù il telefono perché capivano che non era la persona che era scritta su quel contratto, ma soprattutto dopo, oltre a lavorare, devono andare a pulire anche la villa, la piscina dell'imprenditore. Io le ho dette queste cose che lo sanno. Capisce che forse dobbiamo, ecco qua che diceva giustamente la dottoressa Pelesin, anche un cambiamento culturale, anche noi, capire che sono persone che se si comportano bene, se hanno voglia di lavorare, dobbiamo iniziare a parlare di integrazione con quelli che vogliono fare questo, non con quelli che non vogliono fare, perché se facciamo sempre un minestrone, allora sono tutti delinquenti, spacciatori, stupratori. Se invece noi iniziamo a capire che ci sono anche delle persone che vogliono integrarsi, che vogliono lavorare, perché avremo bisogno sempre di più di queste persone. Non c'è niente, me lo dicono le associazioni di categoria, i sindacati sono tutti disperati perché non abbiamo neppure i numeri, nonostante queste persone, per fare queste raccolte. È una cosa veramente incredibile. Non sembra che anche qua la politica dovrebbe veramente dare un segnale, agevolare di più, togliere la burocrazia, capire cos'è un contratto di lavoro, no? Che ognuno fa 4 persone e avvia un sindacato? Parlo anche per esperienza personale, perché avendo mio fratello da 23 anni in stato vegetativo con minima responsività, ho avuto e ho tuttora bisogno di assistenti H24, quindi in regola, e quindi se tu applichi i contratti queste persone sono tutelate.
ovviamente c'è il contratto minimo, ma se tu vuoi che queste persone lavorino motivate e ti rimangano, cioè le 2 badanti che abbiamo noi in busta paga hanno 1.600 euro netti al mese. In busta paga. Avete capito come funzionano i contratti veri? Questo viene fatto, il minimo mi sembra è 1.200, ma tu puoi dare i bonus in più, perché se le persone si danno da fare e anche perché fanno parte della famiglia. Capite perché Iole non riesce a pagare? Sì, vabbè, capite perché Iole non riesce a pagare? Perché questi sono i costi. Però le dico, io che avevo trovato delle persone che per metterli, per regolarizzarle, c'è una burocrazia che fa impazzire, perché ho avuto ovviamente le persone non è che possono stare qui anni a lavorare, vengono qui perché lavorano per tornare a casa, queste soprattutto le signore che danno a mano come badanti, vengono qui e portano, poi non rimangono qui, hanno la famiglia in Moldavia, in Ucraina, però possono eccetera. stare qua e accudire 24 ore su 24, però non ti stanno cose che qui non fanno anni, i nostri. perché uno lo fa un periodo, certo. Quindi c'è la necessità, ecco, di cambiarle, quindi, però le difficoltà per regolarizzare sono tante. Pubblicità adesso a questo punto, ho già forato. Pubblicità. Allora andiamo a vedere anche cosa succede invece, questi agricoltori cosa dicono contro i lupi sui colli. Andiamo a Padova, andiamo a sentire e poi commentiamo con la dottoressa Peresin. Soprattutto per chi ci lavora in questo territorio è molto preoccupante questo animale. È vero che ci hanno detto che al momento non è diurno, ma potrebbe anche muoversi, non è così scontato che si muova solo nella parte notturna questo animale. Finché trova da mangiare, ok, e poi? Sono preoccupati gli agricoltori dei Colli Euganei dopo gli avvistamenti del branco di lupi. Dopo il cinghiale, un nuovo animale selvatico si è inserito nell'ecosistema del Parco Colli. Gli agricoltori sono pronti a difendersi anche con delle recinzioni. Questo è il filo che utilizziamo. Lo mettiamo appunto in acciaio perché è più resistente e la scossa è appunto più forte perché comunque la batteria ha una lunghezza di metratura di chilometri che riesce a fare. Nonostante questo, molti animali, come i cinghiali, se non trovano da mangiare nel bosco, si addentrano tra i campi. Nei periodi che non sono siccitosi riusciamo a difenderci. Nei periodi non molto siccitosi l'animale purtroppo uno fa da cavia, mettiamola così, per ribaltare la recinzione e riuscire a passare per comunque cibarsi. Le recinzioni inoltre rischiano di trasformare i colli in tante piccole gabbie. Se noi dobbiamo fare tutte gabbie all'interno del Colli Euganei non è neanche più così belli e favorevoli, e una visione per chi è un turista che passa per il territorio. Vedere tutte queste gabbie per difendersi è qualcosa che noi principalmente siamo contrari. Gli agricoltori chiedono agli enti preposti maggiori controlli. Ricordiamo che il lupo comunque va su prede facili, quindi è vero sul cinghiale piccolo, ma va anche su animali da cortile, animali domestici, lepri. E un parco protetto con una monitorazione e gestione minima potrebbe diventare un problema serio sui Colli Euganei. Quindi noi come agricoltori, ma anche da persone che vivono nel territorio euganeo, chiediamo una gestione, una monitorazione seria dalle autorità competenti. Allora, dottoressa Peresin, come commenta questo servizio, questa giovane ragazza che sta cercando anche lei di capire come fare, cosa fare? Ha ragione, io penso che lei abbia ragione. Ha ragione ad essere, come dire, preoccupata di queste presenze e ha ragione nel chiedere un monitoraggio serio, cosa che noi francamente non abbiamo. Ed ha ancora più ragione rispetto ad altri allevatori e agricoltori che noi abbiamo nella fascia pedemontana, perché lei sta dentro un parco e un parco, che è il Parco Colli Euganei, è proprio la sede adatta affinché tutte queste misure di prevenzione vengano attivate nel modo giusto,
ci sia un valido monitoraggio dal punto di vista scientifico, da non per esempio confondere con le osservazioni. Quando io mi rompo una gamba, non dico così a caso perché ho dei problemi a un ginocchio, dove vado a farmi mettere a posto? In un ospedale, in una struttura insomma sanitaria, quello che è, no? Se noi abbiamo, come dire, delle incertezze, dei problemi per quanto riguarda la fauna selvatica, lo dico in termini tecnici, e cioè ricostituzione o conservazione della biodiversità, per legge, visto che lei citava prima proprio la normativa, io devo andare in un'area protetta. Le aree protette non sono delle proloco per prodotti nostri, delle tradizioni. Nelle aree protette io devo trovare del personale adeguato che mi aiuti. La signora, la levatrice, la coltivatrice, si trova in un parco regionale, quindi lì ci dovrebbero essere innanzitutto del personale adeguato e come negli ospedali ci sono i medici, nei parchi Forestali? no, ci devono essere i biologi della conservazione. Che è un'altra roba ancora. Che è un'altra roba. Abbiamo I forestali sentito sono stamattina. fondamentali per quella che è proprio la tutela della legge all'interno del parco. Quello che lei ha detto per esempio di un collega che è venuto, credo si occupi di bracconaggio. Sì, esatto. Noi dobbiamo la nostra esistenza al Corpo Forestale dello Stato, adesso i forestali regionali, adesso carabinieri forestali. Loro devono valutare che le leggi siano rispettate e fare tutta una serie di attività. Ma la biodiversità, la conservazione o la ricostituzione, il ripristino della biodiversità fa parte di una branca della biologia che si chiama biologia della conservazione, che comincia negli anni 70. Tanto per essere chiari, è una branca della biologia che è più vecchia della genetica. Sa, quando abbiamo sentito parlare di biodiversità, Sì. dopo qualche anno, prima non si sapeva neppure questa parola cos'era. Ma infatti ed è perché fondamentale. È fondamentale, ma infatti è perché non vengono invitati quelli che per mestiere si devono occupare di biodiversità. E sa cosa ho imparato, dottoressa, proprio stando qua, perché io sono convinta che ogni mattina io ho pillole di saggezza dagli ospiti che ho. Ad esempio l'erba alta. Noi, mamma mia, l'erba alta, taglia. Io adesso al Parco dello Storgo ce l'ho altissima, forse oggi la taglio o domani, me la tagliano, non la taglio io, me la tagliano, perché dentro quell'erba c'è un mondo. C'è un mondo su quell'erba là. È come, sì, però ho imparato, sono andata a scuola, mi hanno detto stai attenta perché se tu vai dentro e vedi, guarda che c'è un mondo bellissimo che tu non hai idea. Ed è proprio vero. C'è il mondo degli bellissimo. impollinatori, che per esempio non è l'ape mellifera, perché quella è una specie che noi alleviamo da circa 5.000 anni. Quando si parla di impollinatori non si parla di quella specie lì, perché quella specie lì è domestica. Lì c'è l'apicoltore, si chiama apicoltore, vuol dire che la coltiva, la alleva, che la sposta. Che no? è tutta un'altra cosa. Che è tutta un'altra cosa. In quello invece in cui dice lei ci sono gli impollinatori selvatici e tutto quello che noi mangiamo. Chi si occupa di agraria ce lo dice, almeno si oscilla tra il 70 e l'80%, dipende dagli impollinatori selvatici. Quindi quello che dice lei è, se posso usare, insomma, sacrosanto, nel senso che noi dovremo anche lì imparare quando e come tagliare. Esatto. Questo non deve essere un alibi, ovviamente. Infatti non la tagliano i volontari, la taglia un agricoltore che sa come tagliare quando è il momento di... Ma è un pezzo che mi dice Mirella, guarda che adesso dobbiamo anche tagliarla, Adesso però, dobbiamo perché tagliare. guarda che... Ma è veramente, guarda, è una roba... Perché ha un profumo poi, i profumi che senti. Fa parte della nostra cultura, è quello che diceva il sindaco, cioè noi siamo fatti di questa cosa qua, quindi noi dobbiamo rendere grazie a loro, ma pensare che c'è anche altro. Allora andiamo a vedere questo bacino di contenimento a Maser, chiudiamo col bacino di contenimento e poi salutiamo anche la sindaca, andiamo a vedere. Quanto prosecco in meno c'è stato?
Sono stati 3.600 metri quadri di prosecco in meno. Sono i filari spiantati a Maser per far spazio a questo bacino di contenimento. Una scelta tra l'economico di uno e il bene di tutti, perché questa grande vasca servirà ad evitare che famiglie e attività a valle siano colpite da possibili inondazioni sempre più probabili di questi tempi. Il nostro piano comunale delle acque approvato qualche anno fa abbiamo previsto questa cassa di espansione. Questa cassa di espansione è anche finanziata con fondi PNRR, 900.000 euro, e sarà pronta tra 2 mesi. Una risposta concreta alle piogge brevi ed intense che hanno creato non pochi problemi a cittadini e imprese, e questo a ridosso del Palamaser è solo il primo di una serie. È nato sulla scorta di uno studio idrogeologico del territorio di Maser che comporta ben 6 bacini di contenimento per limitare gli eventi, diciamo, catastrofici. Quanta acqua riesce a contenere? Questo qua circa 11.000 metri cubi d'acqua che vengono contenuti durante il periodo di massima pioggia e poi vengono rilasciati nel momento in cui si sono scaricati i canali, e quindi l'acqua può tornare a defluire tranquillamente. Un'area che sarà completata con una pista ciclabile e una barriera in acciaio corten tutto attorno per evitare cadute accidentali, ma sarà fruibile come spazio verde pur mantenendo l'intera vasca sgombra da alberi, alti arbusti o, come qualche zoccolo duro della coltivazione suggeriva, filari di prosecco eventualmente inondabile. No, sarà tutto libero per permettere una maggiore e più facile manutenzione. Allora, era un servizio datato, però per far capire invece com'è la situazione di adesso, perché bisogna sempre partire dall'inizio per capire la storia. Sindaci contro sindaci. È stata completata, i lavori sono terminati, abbiamo visto che funziona, infatti c'è state delle bombe d'acqua oltre più di 15 giorni, 3 settimane fa, e quindi l'acqua è stata raccolta e è rimasta nel bacino per alcune ore e poi pian piano è defluita nei canali. L'unica cosa che ci è rimasta è il ricorso del proprietario di quel vignettino, perché parliamo di 2000 metri di prosecco di OCG, e abbiamo una causa in corso, quindi l'esproprio, l'indennità che era stata calcolata sul prezzo di mercato a questo coltivatore non va bene, e quindi adesso diamo lavoro agli avvocati purtroppo, e quindi dispiace per questo. Cosa dice di questi sindaci, parlo magari della sindaca Tormena di Crocetta del Montello, contraria a queste casse di espansione, non solo lei, cioè proprio Lega contro Regione, cosa sta succedendo? Sì, io non conosco bene la situazione che riguarda appunto il percorso del fiume Piave, quindi c'è una contrapposizione tra chi sta a monte e chi sta a valle, quindi Crocetta e Ponte di Piave. Entrambi hanno ragione, Adesso gli enti superiori dovranno decidere. Comunque queste casse di espansione secondo me sono necessarie. Ma non è che forse, un'idea mia, sa sindaca, con questo vino, con questi vigneti si sta esagerando un po'? Ma infatti io le dico, queste casse di espansione un tempo non erano necessarie. Perché? Perché c'erano tutti i canali d'acqua, c'erano i fossetti, non c'erano queste estese dei vigneti, che hanno compromesso anche tutto il sistema idraulico, vigneti anche in collina, fortunatamente a Maser non abbiamo questa problematica, e di tutti i canali che sono stati tombinati. Tutti vogliono marciapiedi, piste ciclopedonali all'interno del centro, però dove vengono fatte? Sopra i canali che una volta c'erano. Una volta avevamo il canale Brentella che passava, parlo di 100 anni fa, davanti, nel centro, lungo la strada del paese. È stato tutto tombinato. Prima quando pioveva tutto veniva raccolto, e anche dove ci sono tutte queste estese dei vigneti non ci sono più i fossetti che c'erano. C'è più niente, quindi adesso dobbiamo organizzarci con questi casse di espansione che sì, non sono belle da vedere, per carità, anche la nostra poi sarà piantumata. Dottoressa, cosa vuole dire? Vedo che scuote la testa. Sono fondamentali, ha perfettamente ragione la sindaca, cioè noi abbiamo manipolato, sconvolto il nostro territorio in un momento di forte crisi climatica. Esatto. Di crisi climatica, guardi che negli anni 90, a livello così, tra tecnici, c'erano 3 grossi, urgenze.
Crisi della biodiversità, crisi climatica e intelligenza artificiale. È dagli anni 90 che se ne parla, almeno io ne sento parlare almeno da 30 anni. Adesso, come dire, siamo arrivati al culmine, tutte queste direttrici, e noi ce ne dobbiamo occupare. Se non vengono fatte opere di questo tipo, la devastazione del territorio e anche poi un'economia per risanare una mancata economia di introiti sarà ancora più alta, per cui io credo che abbiano fatto, cioè non si può non fare, no? Però bisogna fare col buon senso. Bisogna fare col buon senso e anche lì ci dovrebbe essere una pianificazione che tenga conto ovviamente anche di tutti i desiderata di chi governa i piccoli territori. Ma pensare di andare avanti senza operazioni di questo tipo è impensabile. Non si può fare. Impensabile. Allora torniamo alla locandina, andiamo a vedere questa locandina di questa festa bellissima. Muovetevi, non siate privi. 31 maggio. Domenica 31 maggio, vedete, abbiamo invitato giusta la sindaca. Veramente grazie per questa bellissima occasione, per stare in compagnia, gustare i nostri prodotti meravigliosi che tutti ci invidiano, perché veramente l'Italia non è seconda a nessuno in questo. Vedete che i grandi VIP acquistano le case, le tenute qui da noi, ecco, perché veramente se posso dire il Veneto ha un tasso di biodiversità agraria eccezionale. Cioè, da noi, voglio dire, giochiamo facile. Giochiamo facile, basta che ce lo lasciano però questo gioco, dottoressa, perché sa, mai dire mai, meglio prevenire. Con queste parole ringrazio Claudia Benedossa, sindaca di Maser, Paola Peresin, biologa, scrittrice. Questo bel libro, lo rivediamo il libro, ecco qua, questo viaggio di questo lupo meraviglioso, impariamo a conoscere anche questo animale, sta veramente, e soprattutto magari qualche cartellonistica, quei bei cartelloni che spiegano come una volta quando arrivo trovo, guarda che puoi trovare questo accompagnata dal carabiniere forestale, accompagnata dai biologi che dovrebbero esserci anche. Abbiamo sentito stamattina, io non sapevo neanche, non so se lei lo sapesse, ma che ci fossero queste realtà che possono accompagnare ed aver meno paura, anche sì. Grazie pubblicità. Allora saluto e ringrazio la dottoressa Marianna Elia, Dipartimento Prevenzione, Servizio Igiene e Alimenti ULS 2 della Marca Trevigiana. Grazie dottoressa Elia, e saluto anche il grande amico Abdellah Karzagi che essere qui. Ecco, in questi mesi soprattutto abbiamo sentito di tutto e di più, e questi marocchini e questi marocchini, adesso spiegheremo bene chi sono questi marocchini, quelli bravi, quelli che vogliono integrarsi, che si sono integrati. Pensate, Abdellah Karzagi, voi lo sapete perché è venuto diverse volte, ma è stato il primo ad avere la cittadinanza italiana dal sindaco Gentilini. Spieghiamo tutto bene, che così non ci sono dubbi. E soprattutto quello che lui riesce a fare, ecco, l'inclusione, quello che lui riesce a fare, l'aiuto alle persone in difficoltà. È stato il primo ad aiutarmi quando io ho aperto il banco solidale, ve lo ricordate? È vero che sì, e io non dimentico queste cose, e soprattutto quando io avevo bisogno lui c'è sempre stato, sempre presente, e questo ve lo devo dire perché io sono dell'idea che questo sarà il futuro, l'inclusione, l'accompagnamento. Ecco, sono loro che delle volte mettiamo in grosse difficoltà perché vediamo sempre il bicchiere vuoto invece di vedere quello mezzo pieno. Allora, partirei proprio da te, Abdellah. Cosa sta succedendo? Ecco, tu farai un festival, un concerto bellissimo per far capire invece l'importanza della diversità e dell'inclusione, dell'integrazione. Prego, Abdellah. Io vivo qui da quasi 37 anni. È una vita e mi sento sempre al punto di partenza nel senso che ci succedono sempre degli episodi sgradevoli, episodi anche tipo quello di un ragazzo squilibrato di Modena che ci ha un po' portato indietro, molto indietro. Poi ogni tanto questi ragazzotti che manifestano la loro adolescenza in modi un po' spiacevole verso la società, e quindi anche questo sono d'origini marocchini, quindi
E noi con questo concerto che appunto include i giovani, noi abbiamo fatto per i giovani, verranno quasi 3.500 al Palaverde per la prima volta, di un star importante, cantante, si chiama Salim Jarrad. Poi ci saranno anche cabaret, ci saranno anche diverse iniziative per loro e anche messaggi per loro, nel senso che in quel momento noi dobbiamo dare una svolta al marocchino italianizzato, nel senso che qui ci vogliono delle regole, ci vogliono dei doveri, ovviamente anche una convivenza che deve essere civilmente adeguata. E noi dobbiamo essere in grado, cioè nel senso, io dico, se noi non abbiamo, pretendiamo e basta, non è un... Diritti e doveri. Diritti e doveri, quindi questo è un concerto che dice dottor questo. Cesare Lasse, membro Comitato Scientifico Fondazione Dolomiti UNESCO. Questa mattina non ci facciamo mancare niente, grazie anche a lei, dottor Lassen, di essere qui. Allora, dottoressa, buongiorno, grazie. Dottoressa Elia, cosa dice? Ecco, integrazione però vuol dire anche usi e costumi diversi, mangiare anche in maniera diversa. Io ho un banco alimentare, perciò so quello che dico, e dico sempre ai volontari: voi dovete dare quello che vogliono, noi non prepariamo una borsa già pronta, noi chiediamo: vuoi pane o farina? Vuoi pasta o riso? Perché anche noi abbiamo i nostri gusti, come tutte le persone. Quanto è importante anche saper integrare anche l'alimentazione, il rispetto dell'alimentazione sana, anche se diversa. Prego, dottoressa. Buongiorno, intanto grazie di avermi invitato. Io sono il direttore del SIAN e il SIAN è una unità complessa con due valenze, sia l'aspetto di controlli su tutta quella che è la filiera di igiene degli alimenti e delle bevande e anche la parte di igiene della nutrizione. All'interno di quest'area noi facciamo appunto valutazioni di menù soprattutto nell'ambito della ristorazione scolastica, dove l'integrazione dei ragazzi di diverse etnie è molto sentita. Quindi anche l'alimentazione e i menù che vengono proposti sono in linea con quelle che sono le abitudini dei diversi utenti che partecipano nelle scuole, e sono dei menù che sono in linea anche con quelle che sono le linee di indirizzo sia a livello ministeriale ma anche a livello regionale, perché anche la Regione ha fatto delle linee guida di indirizzo sulla valutazione della qualità nutrizionale nella ristorazione scolastica, per cui sono dei menù comunque bilanciati e dei menù specifici per diciamo diete religiose, vengono volgarmente chiamate. Comunque sono dei menù che annoverano fra gli alimenti e fra le pietanze anche dei piatti tipici di quella cultura. In alcune zone, in alcune scuole c'è anche delle giornate tipo con dei piatti tipici di una cultura che non è quella della cultura italiana, mediterranea, quindi magari può esserci la giornata del couscous, può esserci la giornata del goulash, o comunque poi magari anche per dare trasparenza e conoscenza ai bambini viene chiamato spezzatino, ma comunque cercando sempre di allineare e di integrare il più possibile anche dal punto di vista alimentare le due culture. Dottoressa, se avete fatto questo perché avete capito la necessità anche e soprattutto la trasparenza nel spiegare cos'è l'alimentazione diversa dalla tua, i prodotti diversi dalla tua. È quello che si parlava prima: noi prima di giudicare dobbiamo capire, cercare di capire l'importanza di questi cibi, il valore di questi cibi, perché i bambini non lo sanno neppure gli adulti a volte, che io dico: ma hai letto bene, ti piace, sei sicuro? Quanto è importante un'informazione corretta anche nell'alimentazione, perché noi abbiamo i bambini obesi e nessuno ne parla. Io ho i pediatri che mi dicono: guarda Mirella, ti prego parla, perché guarda che è un argomento che preoccupa molto. Cosa dice, dottoressa? Allora, noi affrontiamo questo argomento in
ha una doppia valenza, quindi in due canali. Da una parte insegniamo anche a leggere le etichette, quindi nei corsi di formazione che facciamo sia agli operatori del settore alimentare, quindi a chi gestisce un'attività, ma anche e soprattutto al consumatore, ad una corretta lettura delle etichette, in modo tale da fare anche in quel livello corretta alimentazione. Cosa significa? Che se io ho davanti un alimento con una lista infinita di ingredienti, non può verosimilmente essere un prodotto genuino. Perché? Perché ci sono tutta una serie di addensanti conservanti, di zuccheri che vanno a caricare dal punto di vista calorico quell'alimento. Quindi questo in primis è un tipo di attività che noi facciamo di formazione, perché che comunque è importante. La base della prevenzione è la formazione su tutti i livelli, che sia appunto agli operatori ma che sia alle famiglie, nelle scuole. Ovviamente noi cerchiamo di formare il più possibile i genitori, perché comunque la formazione e l'informazione, le abitudini alimentari a casa sono quelle che possono essere in qualche modo modificate, se ovviamente c'è la volontà di tutti, soprattutto nel caso in cui si hanno davanti dei soggetti, dei bambini che hanno dei problemi di sovrappeso o obesità. Noi dall'anno scorso abbiamo aperto anche degli ambulatori nutrizionali proprio all'interno del SIAN, quindi del servizio igiene che io dirigo, nei 4 distretti, quindi sia Treviso Sud, sia Treviso Nord, Oderzo, cioè Montebelluna. Ma si sa questa cosa, dottoressa? È pubblicata sul nostro sito. Ecco, però è meglio anche pubblicizzarla di più, perché è fondamentale. Assolutamente. Allora, prima di andare al sito UNESCO Ville Aperte, così sentiamo anche Cesare Lasse, andiamo da Maurizio da Conserve. Vai Maurizio. Ciao Mirella, buongiorno a tutti gli ospiti. Allora, voglio parlare con Abdallah. Esatto. Allora, e poi naturalmente adesso quello che sto dicendo vorrei che dopo avere anche delle risposte in merito. Allora, innanzitutto, quel signorino che ha fatto strage, perché di strage si tratta la macchina, strage, dico strage, perché è passato con la macchina e ha falciato la gente come i non lo so io come voi li chiamate. Quel signorino non era pazzo. Allora, sapete perché non è pazzo? Perché in giudici che ha trovato la lodare per pazzo. Allora, pazzo anche quel congolese premiano, quello poverino malato, anche naturalmente non può andare in carcere. Poi anche quello che quello in Svizzera che ha cercato, che ha detto all'Akbar là, impazzito davanti alla piazza di Svizzera, anche quello matto. Allora, io dico adesso una cosa. Possibile questi signori marocchini o quant'altro che vengono qua a fare questi gesti non vengono, restano sempre impuniti? Ecco, se lo faccio io per la strada una cosa del genere, mi arrestano, mi buttano via la chiave in carcere. Allora, qui ci sono 2 pesi e 2 misure diverse. Ok? L'italiano paga come naturalmente. Maurizio, parla un po' piano perché si sente malissimo, forse sei troppo alto come volume. Comunque abbassa un pochino, se no non riusciamo a capire perché c'è un volume proprio brutto. Vai. Sì. No, comunque stavo dicendo alla fine, in sintesi, che alla fine l'italiano viene sempre punito. Hai visto che si sente bene? Perfetto, grazie Maurizio, risponderemo subito. Sai che ti rispondo, non c'è problema, le rispondo tutte le mattine, però prima fammi salutare anche l'ospite con questo bel video, perché ho la regia in collegamento. UNESCO Ville Aperte, andiamo a vedere, bellissimo. Un patrimonio storico e culturale che pulsa nel cuore di Vicenza e non solo. Ricorre infatti quest'anno il 30° anniversario dal secondo riconoscimento ed estensione del sito Patrimonio Mondiale UNESCO Città di Vicenza e le Ville del Palladio nel Veneto. Nel 1996 il sito, che nella prima iscrizione del 94 comprendeva solo il centro storico di Vicenza con i 23 monumenti palladiani e 3 ville suburbane, viene ampliato fino a comprendere al suo interno ulteriori 21 ville palladiane distribuite nel territorio regionale.
Di qui l'occasione per mettere in rete le meraviglie palladiane e farle conoscere al pubblico. Vuole proprio essere il momento in cui festeggiamo il nostro sito, che non è solo il sito di Vicenza, giustamente, ma è un sito che riguarda tutte le province del Veneto tranne Belluno, perché ci sono 24 ville che sono disseminate nella nostra regione, 3 a Vicenza e tutte le altre nelle altre province. Nel weekend dal 17 al 19 aprile è in programma un calendario di iniziative in città che coinvolge i beni e le ville palladiane del sito attraverso l'apertura alla visita con tour guidati e itinerari culturali. È una 3 giorni strutturata in maniera, diciamo, complessa, nel senso che abbiamo le aperture straordinarie di alcune ville che solitamente sono chiuse, quindi dal 17 al 19, basta vedere il sito, si potranno appunto trovare delle aperture straordinarie. Abbiamo le guide gratuite, 6 guide gratuite in giro per la città, anche queste sabato e domenica, e poi un silent play, insomma, per avvicinare, come diceva l'assessore, il più possibile le persone al patrimonio UNESCO che abbiamo. E numerose saranno le ville palladiane del sito aperte su tutto il territorio per questo speciale weekend, da Villa La Rotonda a Villa Pisania, a Villa Barbaro a Villa Foscari, solo per citarne alcune. Allora, Lassen, cosa dici? Invece di arrabbiarci, se forse andassimo a visitare queste ville, questi posti meravigliosi, portare, ecco, qualcuno che sta esagerando a vedere la bellezza del territorio, forse saremmo tutti più buoni e accoglienti. Cosa dice Lassen? Prego. Chiede a me? Sì, a lei chiedo, sì, lei si chiama così. Interpretato. Io mi occupo di natura, di montagna, più che di aspetti importantissimi, interessantissimi, che però riguardano il mondo, diciamo, del paesaggio prealpino pedemontano delle ville venete. Quindi io posso trattare di biodiversità, di come si stanno comportando le piante, dei nuovi record altitudinali. Ho seguito con interesse quanto diceva prima la dottoressa biologa della conservazione. Sì, ma vede il problema è che questa biodiversità io la vedo molto anche in queste ville venete, anzi ne vedo tantissima, perché hanno avuto l'intelligenza di veramente di creare questi ambienti, ad esempio anche gli orti botanici, ad esempio, che se ne parla adesso da poco, ma sono meravigliosi quelli che abbiamo, proprio per far capire l'importanza della conservazione. Ecco, conservare il territorio com'era alle origini, con questa meraviglia che è la biodiversità, che se non ne parliamo fra poco sparisce anche quel poco che è rimasto. Grazie Lassen. Allora Abdallah, cosa vuoi dire a Maurizio che ha chiamato, Maurizio è arrabbiato con questo diverso, che si comporta male, questo marocchino? Allora noi quando abbiamo visto quel scenario siamo tutti arrabbiati, ma veramente arrabbiati, perché quello è una forma, diciamo, molto disumana, è un gesto molto che ti fa incavolare di brutto, a prescindere che questo è un ragazzo nato qui, è vissuto qui, studiato qui, laureato qui, poi ha avuto queste pazzie e noi sappiamo che nelle pazzie uno uccide i suoi figli, uno fa delle... Non sto giustificando la pazzia, ma la pazzia è questa, nel senso che su questo non è stato prima fatta una prevenzione. Bravo. Questo è importante perché noi dobbiamo... Perché questo ragazzo ha patente, per esempio? Questa è una domanda che io ho fatto da solo. Un ragazzo con questi problematiche, questi sindromi che sono abbastanza evidenti. Quindi noi dobbiamo lavorare sulla prevenzione, che secondo me è molto importante per tutti, perché lì può essere anche un mio figlio lì, e lì che sia intervenuto, sono intervenuti anche stranieri per fermarlo. Certo. Quindi questo non è un gesto. Papà e figlio stranieri sono intervenuti. Senti Abdallah, però è anche vero, tu sai cosa mi è caduto addosso proprio perché ho fatto da tramite a questi due imprenditori che hanno cercato di dare un aiuto a questi ragazzi che dormivano per strada, dormivano sotto le stelle, perché quando ho sentito che un ragazzo ha detto se questa è vita meglio morire,
voglio morire piuttosto che continuare a vivere così, mi hanno chiamato e mi hanno chiesto se potevo far da tramite, perché loro non se la sentivano, perché hanno paura, ecco, di questo razzismo che c'è, che io lo dico continuamente senza nessun problema, che io vivo, l'ho vissuto anche in questi momenti dove ho cercato di fare solo il mio lavoro, che è quello di aiutare. Se una persona mi chiede aiuto, ho fatto da tramite e mi è piovuto addosso, non ti dico cosa, e poi tu lo sai perché ti ho anche messo. Però quello che non riesco a capire è che all'interno di questi gruppi che tu conosci ci sono le mele marce. Sono quelle mele marce che poi cercano di distruggere quel lavoro difficile, continuo che stai facendo tu, che ho cercato di fare io, di quello che fa capire che il mondo gira anche in una maniera diversa. E queste mele marce continuano a essere là, perché nessuno non ha il coraggio di toglierle. Nel senso, se tu sai, siccome non sono tantissime, io sono convinta che, e lo dico sempre qui davanti alle telecamere, che ci sono più brave persone che cattive persone. Il problema è che guardiamo sempre gli esempi negativi. Io faccio fatica a vedere esempi positivi che ci sono poi tutti i giorni. Tu ne sei una dimostrazione, lo dico sempre. E il problema è che c'è qualcuno che secondo me ci naviga su questa paura. E su questa paura, perché la paura può far prendere voti, può far diventare visibile una persona che magari non ce l'ha, la visibilità, ma soprattutto che danneggiano quello che stiamo cercando di fare, che è accompagnare, aiutare, integrare. Io ho un banco solidale dal 2010, l'ho sempre detto, ho tantissimi stati che vengono, tantissimi, Abdallah mi ha aiutato, io cerco di aiutare lui, poi coinvolgerò anche la dottoressa Elia. Però facciamo fatica perché c'è questo razzismo sommerso, poi all'improvviso però scoppia, me l'hanno detto gli studenti che ho avuto ospiti, perciò non è che la Mirella dica qualcosa di diverso. C'era una ragazza di colore seduta qua dove c'è la dottoressa, c'erano i suoi compagni, ho detto ma c'è questa parola? Sì, la vivo anch'io, e i loro compagni mi hanno detto è vero, lo sentiamo e lo vediamo anche noi. Allora cosa si può fare per far capire che dobbiamo tutti quanti fare un passo indietro e cercare veramente di cambiare culturalmente e capire cos'è il diverso e chi è il diverso? Innanzitutto bisogna gestire le emozioni, nel senso quando c'è un problema uno deve essere in grado di capire se le cose, deve avere un filtro per... Poi ovviamente il gioco, io l'ho detto sempre dall'89 che vivo qui, eravamo sempre elemento di discussioni, di strumentalizzazioni. Io facevo il mediatore culturale, sono entrato in tutte le scuole di Treviso, ho fatto progetti anche con Malatesta sull'educazione sanitaria, abbiamo fatto una marea di cose. Quindi le persone devono essere con un equilibrio di accettare quello che è vero, quello che non è vero. Poi noi sappiamo che queste persone sono qui perché sono utili per qualcosa. Io gestisco per caso centro di accoglienza, che era un pullman fermo davanti alla stazione, non sanno dove metterlo. Li ho accolti in un circolo e da lì, da 11 anni che vivo vivo Kafka, ogni giorno delle cose che non puoi neanche credere. E anche lì io non posso dare soltanto la colpa a chi strumentalizza, anche lì ci sono dei stranieri agitati che creano casini, ma sono una minoranza. E noi abbiamo fatto così nei miei centri di accoglienza. Quando c'è uno che è leader, lo individuiamo e cerchiamo di sempre martellarlo, scrivendo alla prefettura, scrivendo anche segnalarlo per poter individuarlo, e l'abbiamo sempre allontanato, nel senso che per una questione anche di prevenzione nostre, perché noi abbiamo anche dei mediatori, dei psicologi, tutto questo con un'equipe che lavora per questo.
secondo me questa attivazione giornaliera che cerca sempre di dare allo straniero, che deve essere in qualche modo lui qualcosa, deve essere anche lui adeguato alle regole, alle cose che sono qui. Quindi noi dobbiamo essere modello e ovviamente noi dobbiamo fare passare quando qualcuno ti sottovaluta, qualcuno si sente deve difenderti, deve in qualche modo, con i piccoli mezzi che hai, deve essere in grado di farlo capire che non sai una nullità. Non bisogna avere anche paura di dire quello che succede. Quando io racconto ai miei telespettatori e telespettatrici che più di qualche volta con il banco aperto e quando passava qualche veneto che diceva ecco qua, danno da mangiare i sacchi a perdere. L'ho detto tante volte. Allora io quando c'ero, che ho sentito, ho chiamato questa persona che non ha avuto il coraggio di fermarsi. Ho detto vieni qua, ripetimi quello che hai appena detto. Ecco qua il confronto. E sono dei codardi poi alla fine, hanno paura del confronto, hanno paura di ripetere. Poi Mirella, un altro episodio, noi praticamente ho detto sempre che se devo morire, morirò qua a Treviso. No, stai qua per carità, che abbiamo bisogno di persone come te. Questa è una cosa che io. Però come fai a permettere ai ragazzi di dormire sotto la piani, che comunque è una cosa preziosa. Sì, è un parcheggio privato prezioso. Lì c'è la questura che devono per primi loro a gestire questa cosa e a prevenire questo accumulo di... Poi ovviamente questo anche quelli che strumentalizzano, noi siamo 95 comuni a Treviso, 95 comuni a Treviso, ogni comune assume un piccolo... La famosa accoglienza diffusa, no? Sì, lì intanto eliminiamo i problemi e poi saranno utili anche per le loro aziende. Io ho un amico, sindaco di Fregona, Di Luca, che la saluto da qui, che lui ha tentato e ha una fabbrica che ha bisogno di manodopera e lì la gente ha avuto una resistenza forte nei confronti perché loro hanno sentito i profughi, hanno paura di cosa? Caro mio, profondo nord, e poi sono tutti profondo sud, ma qua c'è il profondo nord, caro mio. Poi sono tutti giovani all'età di 18 anni fino a Livio 25 da Padova, vai Livio. Ciao Mirella, ciao, un saluto al signore egiziano e alla... Abdallah, lo so che lo conosci. Sì, Abdallah, e alla dottoressa che non so che ruolo, non ho ben capito. Adesso ti spieghiamo. Sì, va bene. Senti, e tu parlavi prima delle mele marce, ma non è che ormai in Italia sono poche le persone razziste, perché sanno che la maggior parte degli immigrati sono gente onesta che lavora, che paga le tasse, che fa il suo dovere da buon cittadino italiano, ma c'è la percezione però per le mele marce, sia che si tratti di stranieri, sia che si tratti di italiani, che la legge non sia, le pene, le punizioni non siano abbastanza efficaci, capisci? Se le punizioni fossero più efficaci, fossero un deterrente perché non si delinqua più o non si crei più disordine, e allora la gente avrebbe anche più fiducia, capisci, in queste mele nella legge, e queste mele marce allora si potrebbero diciamo così eliminare, e allora ecco che molto spesso questo problema del razzismo dipende dal fatto che le mele marce non vengono punite conseguentemente dalle nostre leggi.
Cosa ne pensano i tuoi ospiti? Grazie. Grazie, ti rispondiamo subito dopo, perché vorrei sentire, anche visto che l'ho invitato, anche Cesare Lassen, su questa biodiversità. Lei ha detto prima questa parola meravigliosa che noi troviamo un po' dappertutto, magari poco, non più come una volta nel nostro territorio. Dottor Lassen, io non so dove sta guardando, ma sta guardando tutta da una parte che noi vediamo. Sarà meglio che con la regia vi mettete d'accordo su, eccolo qua, se adesso si gira un po'. Bravissimo, bravissimo. Ecco. Allora, cosa ci racconta? Com'è questo territorio meraviglioso, queste montagne stupende che abbiamo? Scusi, io ieri sono andata a fare un giro, andata a Voiugane, ho visto una cosa mostruosa, ho visto delle colate di cemento su raccordi autostradali dove non c'era anima viva, rotonde enormi, lassi, io non so, tanti soldi a mio avviso sulle tasche di pochi. Però bisognerà più salvaguardare questa meraviglia di territorio, queste montagne UNESCO. Cosa vuol dire UNESCO alla fine se non mi protegge da queste colate di cemento? Lassen cosa mi dice? No, allora per quanto riguarda il patrimonio che è stato riconosciuto, quello delle Dolomiti, sono 9 siti, esistono dei perimetri, delle aree cuore e... Si è bloccato? Chiedo alla regia se si è bloccato il servizio. Si è delle bloccato. aree buffer per 2 motivi unico, e l'altro che forse ci interessa più direttamente è il paesaggio. È chiaro che le Dolomiti sono diventate nel mondo famose soprattutto per questo aspetto, che dovrebbe essere unico e integro. Però la Fondazione Dolomiti UNESCO, che è stata creata appositamente per gestire in qualche modo questo patrimonio, non ha nessun potere reale che rimane in capo alle regioni e alle province autonome nel impedire determinati interventi. Naturalmente si lavora, io faccio parte del comitato scientifico, monitoriamo la situazione in maniera tale che almeno all'interno del patrimonio determinati interventi vengano esclusi, vengano completamente evitati. Resta nella responsabilità individuale di ciascuno di noi cercare di raggiungere questo obiettivo. Serve un'educazione culturale continua, esistono dei parametri che dobbiamo seguire, esistono dei monitoraggi per garantire che questo patrimonio non venga sperperato, però ci dobbiamo lavorare tutti. Il problema reale nel mondo, in tutto il pianeta, è proprio quello. Ormai meno del 3% di tutta la superficie terrestre è rappresentata da ambienti, da ecosistemi rimasti integri. Il suo accenno di prima sulla biodiversità coltivata è molto interessante, è molto importante. Ad esempio i prati dolomitici, se non fossero curati, falciati in qualche modo, probabilmente, anzi quasi sicuramente verrebbero restituiti al bosco, alla foresta. È un equilibrio che stiamo perdendo. Il cambiamento climatico in questo sta accelerando purtroppo questi processi negativi. Sono problemi piuttosto articolati, complessi, però è giusto anche godere di questo patrimonio, di queste bellezze, e dipende molto da noi. C'è ad esempio un problema di traffico automobilistico molto elevato in prossimità dei passi dolomitici. Ci sono tutta una serie di misure che si sta cercando di adottare per riuscire a mantenersi all'interno di questo patrimonio, perché se sprechiamo, se continuiamo a consumare suolo inutilmente, mi sia consentito anche questo accenno all'evento olimpico, prima ancora ai mondiali di sci. Insomma, ci sono molti aspetti positivi, però c'è anche qualche strascico, qualche residuo, per cui non sempre il territorio lo trattiamo bene.
Oh, finalmente che l'ha detto, aspettavo proprio che lo dicesse Lassen, perché aspettavo questo, perché mi sembra che per 15 giorni di Olimpiadi, ecco, non rispettare questo ambiente meraviglioso che abbiamo la fortuna di avere, poi vedremo anche i conti, io vorrei anche vedere queste entrate, queste uscite, se finalmente qualcuno ce le farà vedere, visto che si tratta anche di soldi pubblici, ecco, per l'ambiente soprattutto, che non doveva impattare. È veramente questo villaggio che si è creato. A proposito, perché si è creato questo villaggio per fare questi eventi? Poi si è smantellato tutto, ma non l'abbiamo portato per accogliere le persone che avevano bisogno invece di dormire per strada. È andato a finire sto villaggio? E chi è stato pagato? Com'è finita la storia? Beh, io non lo so, penso neanche tu, però è stato smantellato tutto, portato via tutto e va bene, madama la Marchesa, invece non va bene niente, assolutamente, perché hai ragione tu, le persone nel 2026 non dovrebbero dormire per strada all'aperto o su posti che non c'entrano niente su quello che è appunto la residenza per dormire, specialmente se lavori. Allora, dottoressa, io prima di rispondere al nostro Livio, che non mi dimentico da là, volevo invece capire quanto importante anche è la biodiversità per il cibo, per il mangiare, questo nutrimento, ecco, questa meraviglia che abbiamo la fortuna di avere nel nostro territorio, però dobbiamo conservarla perché è fondamentale. Prego, dottoressa. Grazie. Conservarla e farla conoscere. Brava. Ormai la dieta mediterranea è diventata patrimonio dell'UNESCO. La dieta mediterranea come modo di alimentarsi è fatta di cereali integrali, non solo il grano, ma tutti i cereali che la natura offre. È fatta di legumi. I legumi hanno delle proteine nobili e associate al cereale, tipo il piatto tipico veneto che è la pasta e fagioli, mi dà la completezza dal punto di vista nutrizionale dell'alimento. Quindi il fatto di variare fra i gruppi alimentari intesi come carboidrati, proteine, grassi, e saperli amalgamare nella giornata alimentare è senza dubbio il modo per adottare uno stile di vita protettivo a lungo termine. Questo significa che il fatto di considerare anche solo, è quello che ci è capitato quando facciamo i corsi di formazione o anche quando andiamo a valutare i menù della ristorazione, nell'immaginario comune i legumi sono considerati un contorno e non già un secondo piatto, per cui il tipico abbinamento anche a livello domestico è quello di avere una fettina di carne con l'associazione dei fagioli con la cipolla. Invece i fagioli hanno delle proteine nobili e esse stesse nella giusta quantità apportano quello che sono gli aminoacidi, i grassi e le fibre essenziali per l'organismo, per cui possono essere considerate, anzi devono essere considerate come un secondo piatto e non già un contorno, ma anche fare una variabilità all'interno dei cereali stessi, cioè all'interno delle proteine stesse. Quindi io ho i fagioli, ma ho anche i ceci, le fave, le cicerchie, magari non tutti conoscono la tipologia e la variabilità che la natura ci mette a disposizione, ma la dieta mediterranea è anche questo, quindi variare il più possibile l'alimentazione, ovviamente mantenendo quella che è la stagionalità. Il Ministero ha messo a disposizione il calendario della stagionalità della frutta e della verdura in modo da assumere e consumare il frutto e la verdura nel pieno delle sue potenzialità nutrizionali dell'alimento. Dottoressa, qui abbiamo le ciliegie. Lo sa che io faccio fatica a dare la verdura e la frutta alle famiglie che vengono al banco perché non conoscono, non sanno, quanto importante è invece mangiare frutta e verdura
pesce che io compro, perché il pesce non arriva mai, perciò ma lo compro perché è giusto anche che ci sia anche quello. Cosa dice? Secondo le linee di indirizzo, il consumo di frutta e di verdura dovrebbe essere di 5 porzioni al giorno. Pensate. Lo slogan, lo portiamo ovviamente è un inglesismo, è 5 in a day, cioè 5 porzioni tra frutta e verdura, di cui 3 di verdura e 2 di frutta, che dovrebbero essere consumate nell'arco della giornata, quindi già a partire dalla colazione. E quindi una spremuta, un centrifugato, farlo possibilmente insieme ai propri figli. Io sono anche madre di due ragazzi, uno in quinta elementare e uno in seconda media, con i quali ho preso l'abitudine il sabato e la domenica, dove siamo più tranquilli, di preparare insieme a loro il centrifugato e quindi far conoscere e toccare, perché molti ragazzi non conoscono un alimento perché non l'hanno mai visto dal vivo, per cui per loro il tonno è la scatoletta e quindi la percezione anche solo tattile di un alimento passa anche attraverso una conoscenza dell'alimento stesso, per cui quello che io dico è intanto portarli in un mercato, perché i colori che ha la frutta e la verdura di stagione, soprattutto in questo periodo dove abbiamo una variabilità di frutta e un'offerta molto, molto grande, e poi piano piano portarli all'assaggio, soprattutto perché ci sono alcuni che non conoscono un frutto piuttosto che un altro perché non fa parte della loro cultura. Perché non si fa questo nelle scuole? Io vedo pochissime scuole, ad esempio, che preparano il cibo. Una volta io mi ricordo le applicazioni tecniche, avevamo, ecco, che si preparava il cibo, si preparava la pasta, si preparava il pane, ci insegnavano. Adesso devi essere fortunato ad avere quell'insegnante, quel dirigente, ma io non devo essere fortunato, dottoressa, io devo avere quello che mi aspetta di diritto, conoscere. Allora, purtroppo ci sono poi varie problematiche che entrano in gioco. Allora, la tipologia, faccio questa premessa, la tipologia di mense e di scuole che sul territorio ci sono sia mense, soprattutto nella infanzia e asili, che hanno anche una cucina interna, per cui i bambini da piccoli hanno la percezione di quello che è il loro piatto che viene poi somministrato. Andando su con i gradi dell'istruzione, quindi soprattutto nella scuola elementare pubblica, non ci sono cucine interne, quindi è tutto il pasto veicolato. Il fatto perché i numeri aumentano, quindi ci sono classi e scuole che possono arrivare anche a 250 pasti al giorno, quindi su 2 turni, a volte anche su 3 turni, per cui la complessità della ristorazione scolastica non permette di avere una cucina interna. E anche perché sottostà ad un capitolato che redige, cioè che stabilisce il comune con la ditta di ristorazione, e all'interno di quel comune tante scuole, per cui sarebbe impensabile fare una cosa del genere. Gli altri paesi europei lo fanno questo, sono strutturati in maniera diversa. O comunque hanno, storicamente le scuole avevano una cucina interna. Se lei pensa, le nostre scuole hanno dei refettori, una zona in cui la scodellatrice accetta il pasto, misura quelle che sono le temperature per l'accettazione del pasto, e poi dopo viene somministrato in un atrio grande dove ci sono tutti i bambini. Non c'è nessuna scuola, a meno che non siano delle scuole paritarie o private, e quindi capisce che hanno una gestione differente, quindi con numeri più piccoli, hanno una cucina interna e quindi riescono anche a preparare quotidianamente o il pranzo o la cena. Abbiamo capito anche questo, come funziona nelle nostre scuole. Allora, sono molto diffuse in Cina. In Cina hanno dei laboratori per i ragazzi, per cucire, li insegnano da piccoli, e anche la cucina entrano anche in gioco anche per capire la modalità e anche le formule della cucina. Però era meglio se invitava anche Salvini qua. Perché allora? Cosa Salvini piacciono questi... piacciono le ciliegie a Salvini.
Ascolta, per rispondere anche al nostro Livio che parlava appunto di sicurezza, di queste mele marce o ciliegie marce, quello che abbiamo, com'è la situazione? Come la vedi tu la situazione in questo momento? Il prefetto di Treviso che ha deciso di dare non più alle cooperative ma ha cercato di fare questo bando con le associazioni di volontariato per l'accoglienza a questi immigrati, però il bel bando è andato deserto, si pensava alla Croce Rossa che prendesse in mano la situazione ma non si è presentato nessuno. Adesso come funzionerà allora secondo te? Allora, la questione di rifugiati è una questione molto complessa. Si pensa che con questi, diciamo, alzala un po' la voce, con questa gestione si fanno i soldi. Non credo. I soldi si fanno nel calcio, si fanno nei altre cose, ma non si fa nella gestione perché altrimenti tutti lo fanno. Poi le problematiche che hai ogni giorno, perché tu hai da fare con delle persone che non sono abituate a un certo modo di cultura, di vissuto, di società. Quindi chi gestisce bisogna tenerlo stretto, rispettarlo. Se vuoi altre, e non puoi delegare una cosa che è molto delicata, farla gestire al volontariato. Ma perché si fa così fatica a inserirli nel lavoro? Se non hanno tutti questi colori, adesso ci sono i colori, quei cartellini, ma perché si fa così fatica a inserirli nel mondo del lavoro? Visto l'esigenza di manodopera che c'è, cos'è che non va? Questa burocrazia che ti blocca? Noi abbiamo quasi il 90% dei ragazzi che lavorano. Solo per motivi burocratici, perché ha il permesso soggiorno che bisogna rinnovarlo, ma tutti lavorano. Allora com'è questa questione? Come mai non si fa questo puzzle difficile? Anzi, noi facciamo anche delle formazioni. Sì, lo so che fai anche fra un po' iniziamo con un progetto molto particolare, perché avendo dei ragazzi che intraprendono sulla parte tecnica, abbiamo avviato con Gita Bileo un corso di formazione per gli idraulici, che è una cosa molto ricercata. E sono bravi, sono dei ragazzi quelli che sono bravi, sono pochi che hanno questo, grado in più. Sì. Però quelli che sono allora, cos'è che non funziona? Questi ragazzi che vediamo, ecco, abbiamo sentito alla Caritas, cosa è successo? Come funziona allora? Ogni tanto guarda Mirella, ci sono 100.000 tra gli immigrati e i profughi, adesso sono quasi 1.600 solo di rifugiati. E sai che c'è una rivalità fra quelli che sono integrati, che si sentono un po' snob per quanto riguarda le altre. Quando le altre entrano nel mondo dell'immigrazione economica cominciano a diventare ostili, quindi questo è guerra fra povere, diciamo. Una guerra fra povere. E poi ci siete voi però, i capi, siete voi anche che cercate di gestire. Ma io sono io, non posso dire capo o non capo. Ma loro ti chiamano capo? Io mi chiamano capo so perché ti chiamano capo. Perché vedono il baffo. Un capo anche molto rispettato, forse hai fatto il baffo anche per questo, perché così li tieni più sotto scorta. No, lui è veramente bravo. Io vado, la pulizia che c'è negli ambienti di Abdallah, io devo farti i complimenti, lo faccio pubblicamente. Ragazzi educatissimi, ma quelli bravi non lo so, io non li vedo, quelli non bravi, io vedo solo quelli bravi quando arriva Mirella, perché noi ci aiutiamo, dottoressa, anche con il cibo. Ecco, l'importanza della scadenza del cibo, dottoressa. Qui è un tasto molto dolente. Allora,
Ci vuole spiegare cosa possiamo mangiare e cosa non possiamo mangiare? Cosa è scaduto? Perché con tutte queste etichette facciamo preferibilmente. Cosa vuol dire preferibilmente? Che lo posso mangiare o che non lo posso mangiare? Preferibilmente, cioè è un problema mio. Allora, ci spieghi queste etichette, confusione totale, dottoressa, prego. Allora. In cella frigorifera, quanto può durare? Perché noi sa raccogliamo e poi dobbiamo distribuire, no? Certo. Allora, per quanto riguarda la data di scadenza, bisogna fare una differenza fra appunto la parola data di scadenza, che io trovo in etichetta, da consumare il, due punti, giorno, mese e anno. Quindi quella è una data tassativa entro cui il prodotto deve essere consumato. Quindi significa che se un latte fresco è presente quella data con l'indicazione di, e lo trovo soprattutto nel banco frigo, io sono obbligata a rispettare quella data, quindi sia a livello domestico e a maggior ragione a livello di esercizio pubblico. Nel caso in cui io trovo in etichetta da consumare preferibilmente entro il, e questo è tipico dei prodotti, si chiamano a lunga conservazione, di solito sono prodotti che io trovo negli scaffali, che può essere l'esempio un cracker, un biscotto, com'è? Le antiche, Lenticchie? Le lenticchie, sì, ho detto antiche, sì, lo capisco, ormai lenticchie voleva dire. Sì, tutti i legumi confezionati, comunque che hanno un loro incarto e chiuso. Okay? Questo significa che quella data viene imposta dal produttore, che ne garantisce il rispetto sia dal punto di vista igienico-sanitario sia dal punto di vista della, diciamo, nutrizionale organolettico dell'alimento. Cosa significa? Che se io ho una data, un termine minimo si dice di conservazione, un TMC, lo trovo molte volte indicato in etichetta, ovvero sia da consumare preferibilmente entro il, significa che il produttore mi garantisce tutte queste caratteristiche fino a quel giorno. Ma se un cracker, un biscotto, io lo consumo il giorno dopo, non significa che non fa più bene o una quota di patogeni o di batteri tali per cui avrò una sintomatologia. Significa che se a distanza di un paio di mesi io ho ancora quell'alimento, oltre ad avere magari in questo periodo soprattutto la possibilità di avere delle farfalline, può darsi che venga meno quella fragranza per cui ho il biscotto. Ma non che non si possa mangiare. Ma non che non si può, a livello domestico. Che l'abbiamo a livello domestico, naturalmente, a livello, okay, perché a livello, a casa, perciò... appunto, a livello di pubblici esercizi o comunque esercizi di vendita ai supermercati non si può. Non a casa è un'altra cosa. A casa potete morire tranquillamente, che non c'è problema. Fuori è un'altra cosa. Fermo restando, come ha detto lei prima, che bisogna comunque rispettare la catena del freddo. Certo. Quindi è bene, quando io vado a fare la spesa, soprattutto in questo periodo, di munirmi di una borsa termica con dei siberini all'interno, in modo tale da garantire quella che in gergo si chiama catena del freddo, quindi il fatto di mantenere quella temperatura propria dell'alimento dal supermercato fino a casa. Allora Abdallah, so che tu ci devi lasciare, sì. Ecco, con quali saluti, con quali messaggio vuoi lasciarci, cosa vuoi dire alle persone che hanno paura di marocchini? Noi saremo in 4.000, 3.500, 4.000 marocchini che vengono al Pala Verde. Quando? Il giorno 13 di giugno. Da quel giorno noi andremo a Marocco di Moliano e così facciamo il nostro Repubblica di Santo Martino. A Marocco farete il Marocco di Moliano e lì vi facciamo. Lui è sempre scherzoso, sempre ottimista. Grazie, bene, grazie a voi. Abdallah, grazie veramente. Lassen, come si saluta? Con quale messaggio? Dov'è? Lassen si è perso? Microfono, accendere il microfono, Lassen. Niente. Allora,
Allora salutamelo, ecco, porta i saluti nostri, noi andiamo in pubblicità. Allora è rimasta con noi la dottoressa Marianna Elia perché parliamo di una cosa molto importante che è l'alimentazione sana. Ad esempio un'altra cosa, lo scongelamento, mi suggeriva la dottoressa che è fondamentale, come si scongela il cibo, come, perché pensiamo di sapere, non sappiamo mica bene. Prego dottoressa Elia. Grazie. Allora, le modalità di utilizzo di un alimento sono comunque per legge riportate in etichetta. Questo perché? Perché la Comunità Europea ha come obiettivo la tutela del consumatore, per cui adesso da un po' di anni a questa parte le informazioni che devono essere riportate in etichetta sono sempre maggiori. Anche appunto, la modalità di utilizzo una volta acquistato il prodotto, in questo caso come scongelare un alimento, anche il riquadro e i caratteri con cui viene riportata l'informazione devono essere tali per cui il consumatore è portato alla corretta lettura. Nella modalità di scongelamento sono varie a seconda della tipologia di alimento. Quindi se noi parliamo della verdura surgelata, che possono essere i piselli, sì, questi devono essere consumati direttamente da surgelato. Okay. Una piccola informazione nel momento di acquisto. Per vedere, come dicevamo prima, la famosa catena del freddo, nei banchi del supermercato molte volte, a seconda che sia una conservazione del supermercato in quei frigoriferi orizzontali o verticali, può succedere che il coperchio non venga chiuso perfettamente, per cui le confezioni che sono all'interno ma nella parte più alta possono subire degli sbalzi di temperatura. Come me ne posso accorgere senza ovviamente aprire la confezione? Soprattutto con i piselli posso vedere degli agglomerati che sono diversi dal prodotto venduto già a cubetti, come possono essere gli spinaci, che sono già preparati in questa maniera. Se io vedo dei blocchi o sento dei blocchi di piselli nella confezione, vuol dire che l'acqua contenuta si è congelata e ricongelata, per cui ha fatto sì che quelle goccioline permettessero appunto che tutti i vari piselli si uniscano. Ecco perché diciamo è bene, quando si fa un acquisto, chiudere sempre il coperchio dei surgelatori del supermercato, mantenere quella famosa catena del freddo di cui parlavamo prima, con una borsa frigo e con i siberini, e poi appunto nel momento in cui io lo devo consumare lo posso direttamente immergere in acqua bollente. Nel caso in cui io ho una fettina di carne che ho preventivamente avvolto in una pellicola e messo in surgelatore sempre a livello domestico, nel momento in cui io ho intenzione di consumarla, è buona norma che io la prenda dal surgelatore la sera prima, la metto in frigorifero in modo tale che ci sia uno scongelamento lento del prodotto. Perciò non subito in padella o in pentola? No, anche perché ne risentirebbe dal punto di vista nutrizionale. Perché? Perché le fibre dell'alimento si romperebbero e subirebbero uno shock termico tale per cui non ho più quella completezza nutrizionale dell'alimento che sto andando a consumare. Per quanto se invece devo scongelare del pesce, lo posso anche fare in acqua corrente, sempre che comunque ci sia un involucro protettivo, quindi all'interno della confezione o se sono singole porzioni, in modo tale da non contaminare l'alimento con altri alimenti che ci sono nella mia cucina. Per cui cercare sempre di evitare anche a livello domestico quelle che si chiamano le contaminazioni crociate, in primis fra alimenti appartenenti a categorie differenti, ma anche semplicemente fra un alimento cotto e un alimento crudo.
perché ovviamente la quota di batteri che ha uno e l'altro alimento sono differenti, e poi il prodotto cotto ormai non può essere più sanificato, diciamo, con un trattamento termico. Invece il prodotto cotto, se questo, cioè crudo, se questo dovrebbe essere cotto, verrà sanato con il trattamento termico della cottura. Un'altra cosa importante è capire anche questo cibo processato. Noi purtroppo ne facciamo molto uso, vuoi per il tempo, vuoi, però non è che faccia così bene. Ecco, cosa diciamo alle persone per quanto riguarda il cibo processato, dottoressa? Allora, sarebbe l'optimum avere una preparazione quotidiana dei nostri alimenti. Ma purtroppo la vita ci impone dei ritmi molto veloci e molte volte non si ha il tempo necessario per fare le preparazioni anche solo di uno spezzatino o di un sugo, come si faceva una volta alla domenica. Per cui quello che consiglio è sempre quello di prestare attenzione agli ingredienti, perché anche a parità di alimento confezionato già pronto ci sono delle differenze e queste io le posso percepire leggendo la lista degli ingredienti. Come dicevamo prima, quanto più è lunga una lista, tanto più conservanti, quindi additivi, soprattutto anche zuccheri che vengono aggiunti, proprio perché la modalità di conservazione a lungo termine del prodotto necessita di un aiuto che viene dato a livello appunto industriale da queste sostanze chimiche che vengono aggiunte per allungare la conservazione del prodotto. Però questo non significa che fra due lasagne, diciamo, confezionate, io posso cercare di leggere le etichette e scegliere quella con il minor numero di ingredienti, quindi preferire un alimento artigianale piuttosto andare in una gastronomia dove sono stati effettuati in giornata, piuttosto che prendere quelli a lunga conservazione. Avete capito? Quindi preferire anche gli esercizi di prossimità, come si dice, ecco. Quindi darsi del tempo, perché per fare la spesa non dovrebbe essere fatta in velocità, non dovrebbe essere fatta a pancia vuota, perché altrimenti mettiamo nel carrello quante più cose possibili. Se avete fatto caso, anche i carrelli si sono ingranditi come dimensioni, questo perché la spesa è piccola, ma il carrello è sempre più grande. Però è importante appunto cercare di darsi il giusto tempo, perché bisognerebbe quanto più possibile leggere gli ingredienti del prodotto che stiamo andando a consumare, perché l'importanza non è scartare un alimento piuttosto che un altro, ma essere consapevole di quello che sto andando a comprare. Un'altra cosa importante è l'igiene. Ecco, quanto importante è anche l'igiene anche nella vita quotidiana, per quanto riguarda anche l'alimentazione, la conservazione, ne abbiamo parlato, ma l'igiene, ecco, proprio l'igiene, è una parola che con la pandemia eravamo tutti bravi. Io ad esempio al banco alimentare uso ancora il gel. Quando entrano le persone la prima cosa si devono pulire le mani con il gel. Ho tolto la mascherina l'altro giorno, ma fino all'altro giorno l'ho fatta, la adoperavamo tutti, chi voleva entrare adoperava la mascherina, perché io ci tengo molto alla sicurezza e alla salute delle persone, sia i volontari che le persone che arrivano, perché non è che siamo così immuni da tutto. Cosa dice? Quanto importante è l'igiene personale, l'igiene dell'alimentazione? Allora, noi quando facciamo la formazione in primis agli operatori addetti alla ristorazione, perché il nostro, diciamo, core business del servizio è tutta la parte che riguarda i controlli lungo tutta la filiera alimentare. Quindi le informazioni che diamo all'operatore è quello di fare un check della propria igiene, anche per tutelare gli altri che lavorano, con cui si lavora insieme. Questo perché anche solo per prevenire quegli episodi che sono in ascesa delle malattie a trasmissione alimentare, perché in primis è l'operatore che può essere un portatore di un virus piuttosto che di un batterio. E anche sull'uso, lavoriamo molto sull'uso dei guanti, nel
nel senso che noi consigliamo di utilizzare i guanti nel momento in cui mi devo fare quella determinata fase di produzione, che può essere sfilettare il pesce, pulire il pesce. In tutto l'arco della mia giornata lavorativa io devo lavorare a mani nude. Questo perché? Perché io in questo modo percepisco la necessità di lavarmi le mani. Quindi il fatto che anche a livello di organizzazione degli spazi all'interno di un pubblico esercizio, ma questo discorso lo può essere traslato anche in ambito domestico, il fatto di lavarsi spesso le mani prima di iniziare a cucinare, durante le varie preparazioni di una carne, di un pesce, ma anche solo di una verdura, e anche avere l'abitudine a livello domestico di utilizzare taglieri differenti. Attenzione! I taglieri devono essere, sono di colore diverso a seconda della preparazione che io sto andando a fare. Ovviamente c'è un linguaggio non verbale in ristorazione, ma che lo possiamo utilizzare anche in ambiente domestico, per cui di solito i taglieri sono di colore verde per la verdura, quindi per tagliare la verdura, il colore rosso è per la carne, il colore blu è per il pesce. Quindi il fatto di utilizzare taglieri diversi permette anche di prevenire quelli che sono, come dicevamo prima, gli episodi di contaminazione crociata tra alimenti differenti e tra alimenti a stato di cottura differente, perché è un modo semplice di passare un microbo da una parte all'altra, perché comunque partiamo da alimenti che hanno una quota di batteri, cioè non partiamo da cioè da alimenti sterili. Poi dopo sta all'operatore, sta a noi quando cuciniamo, cercare di non far salire questo numero, che se si trova in condizioni ottimali può anche diventare ingestibile. Per fortuna la cottura ci aiuta a abbattere una quota considerevole di microbi che ci sono all'interno, perché la maggior parte di patogeni e di batteri sono termolabili, significa che vengono uccisi con una temperatura di cottura. Dottoressa, un'altra cosa importante, adesso molto di moda sto sushi, pesce crudo. E qui c'è un bel punto di domanda, che bisogna anche capire cosa mangiare e cosa non mangiare, perché non è detto perché il pesce crudo o il mollusco crudo, perché è fresco, sia proprio così buono da mangiare. Ecco, spieghiamo anche l'importanza del crudo, perché sta prendendo sempre più piede anche sui giovani questo sushi. Allora, lì sarebbero più preparati i miei colleghi veterinari. Comunque sia, nel sushi, per chi somministra pesce crudo o anche la tartare, quindi la carne cruda, l'importanza è quella di avvalersi di fornitori certificati. Quindi l'importanza di, anche, soprattutto in quel caso, di mantenere una catena del freddo che sia ottimale. Ovviamente quel prodotto ha una durabilità di qualche giorno. Ovviamente dopo che il residuo del sushi del giorno io lo devo cestinare, non posso conservarlo per il giorno dopo. Avete capito? Perché? Perché è stato per un congruo tempo a temperatura ambiente e sappiamo che nella temperatura ambiente la proliferazione dei batteri è molto alta. E inoltre i prodotti che noi troviamo nella ristorazione che vengono utilizzati per le preparazioni del sushi, in primis il tonno, ha subito per la maggior parte dei trattamenti di surgelamento rapido che permettono di uccidere quello che è l'anisakis, che è il verme tipico di queste tipologie di pesci, e quindi subiscono molte volte già a bordo della nave questo trattamento di surgelamento spinto in modo tale da uccidere, sanificare, si dice, il prodotto. Per cui
queste due, ma in primis la fornitura, cioè avvalersi di fornitori qualificati, mi dà la certezza che il prodotto è idoneo dal punto di vista igienico-sanitario. Un'altra cosa importante che volevo capire è veramente la plastica, ad esempio, dottoressa. Si parla molto di questa plastica che fa molto male, la bottiglia in plastica, il latte sulla plastica. Insomma, sta plastica fa male o non fa male, dottoressa? Noi parliamo di conservazione, di tutto, e poi viviamo di plastica, abbiamo tutto in plastica. Com'è la storia allora, dottoressa? Plastica sì, plastica no. Vedo che un po' alla volta si sta cercando anche di eliminare. Su alcuni prodotti, soprattutto le stoviglie, si va verso la loro eliminazione, per cui la plastica è stata sostituita da tutto il compostabile, anche per un problema ambientale di rifiuti. Per quanto riguarda invece i contenitori, hanno un utilizzo che ovviamente ha bisogno di manutenzione. Significa che se io ho un contenitore tagliato piuttosto che appunto usurato, necessita di essere sostituito. Questo perché? Perché potrebbe non essere correttamente sanificato una volta utilizzato. Quindi anche per evitare quello di cui parlavamo prima, le contaminazioni crociate, è necessario che anche i MOCA, si chiamano materiali e oggetti a contatto con alimenti, siano utilizzati nella maniera opportuna e come il produttore di quell'oggetto l'ha identificato. Per cui molte volte troviamo un'informazione che quel prodotto non può essere utilizzato con componenti acidi, tipo se io ho un contenitore di plastica, potrebbe non essere idoneo a conservare il pomodoro. Perché? Perché potrebbero esserci delle migrazioni di sostanze dalla plastica a quell'alimento. Per cui, ripeto, leggiamo sempre le etichette anche dei prodotti, dei contenitori che noi utilizziamo. Evitare, questo lo diciamo anche quando andiamo a fare i nostri controlli in giro per i pubblici esercizi. Com'è la situazione, dottoressa? Ce lo dice, dottoressa? Dottoressa, te la prego, ci dica la verità. Finisco questo concetto, di non riutilizzare i contenitori. Perché è una cattiva abitudine che è difficile da sradicare. Per cui noi diciamo sempre di comprare dei contenitori idonei, etichettarli in modo tale da consentire una tracciabilità del prodotto e anche un corretto utilizzo dell'alimento stesso, del prodotto stesso. Torniamo alla mia domanda, vediamo se ci dice qualcosa. Anche perché è una questione di sicurezza poi. Ma sì, allora la situazione è varia. Ci sono degli episodi in cui troviamo delle situazioni perfette, altre in cui magari necessitano di alcuni aggiustamenti. Ma in linea di massima, diciamo? In linea di massima, lavorando anche in tutti questi anni con la formazione, perché appunto, come dicevo prima, prevenire e fare formazione. Anche adesso stiamo educando ad un corretto elenco degli allergeni nelle produzioni alimentari, che era un nodo che ancora è difficile da adeguare. Però anche lì ci sono delle situazioni in cui l'operatore è già allineato a quelle che è la normativa, altre che invece abbisognano di un adeguamento e quindi di essere accompagnati a conformarsi a quello che prevede la normativa, anche perché adesso il problema degli allergeni è fondamentale. Abbiamo sentito ultimamente di una ragazza purtroppo che è mancata perché era allergica
e quindi l'informazione che l'operatore deve dare al consumatore deve essere la più trasparente possibile, e questo la sua carta d'identità, diciamo, del ristorante è il suo menù. Quindi nel suo menù io devo poter vedere scritto quale allergene è presente nella pasta al ragù piuttosto che nel risotto agli asparagi. Perché ad esempio, faccio l'esempio classico, molti nella pasta al ragù non inseriscono il sedano. E dice cosa significa? Il sedano certo. è uno di quei 14 alimenti che può produrre e può indurre allergia, è allergizzante, e la normativa mi impone di evidenziarlo. Allora potrebbe essere una scelta quella di eliminarlo dalla preparazione del ragù in modo tale da non identificarlo. In caso contrario sono obbligata a scriverlo. Allora, io ieri ho visto un servizio che non ho messo in onda sui maiali, non so se lei l'ha visto ieri sera, ecco. Io non ho neanche voluto mandarlo in onda questa mattina, perché è da rabbrividire come tenevano questi maiali qui da noi, perciò un allevamento nostro del Trevigiano, una cosa indecente. Non so se l'allergia, cosa dice Edoardo? Lo facciamo vedere alla dottoressa che non l'ha visto? Non mi ricordo, prova a vedere allevamento maiali, dovrebbe essere che lo trova, perché lo trovo molto importante. E noi cerchiamo di fare la massima informazione, anche tutelarci, però poi troviamo sempre il furbo di turno. E questo dà un fastidio enorme, e poi per fortuna che queste cose invece si riescono a vedere, perché poi, specialmente poi nelle sagre, noi mangiamo molto il maiale, cioè è una nostra tradizione, non c'è niente da fare, nessuno vuole l'allevamento vicino a casa, ma tutti però mangiano maiale. Allora andiamo a vedere, bravissimo il nostro regista Edoardo, andiamo a vedere questo servizio. Un video shock di animali picchiati, maltrattati, senza cure veterinarie, scrofe, con evidenti difficoltà motorie, colpite e prese a calci durante la movimentazione da un capannone all'altro. Suinetti scraventati in carrelli metallici da una distanza anche di 3 metri, ammassati e schiacciati dal peso degli altri. Le immagini shock sono state filmate da un ex dipendente di un'azienda del Trevigiano e risalenti a dicembre 2022. La denuncia arriva dall'associazione Essere Animali, che ancora una volta porta alla luce le gravi violenze nei confronti degli animali da parte di un allevatore della provincia di Treviso e di altri operai, dolorose mutilazioni per i suinetti maschi, alta mortalità testimoniata dalla presenza nelle gabbie parto di centinaia di cuccioli senza vita, l'utilizzo massiccio di farmaci che possono diventare una minaccia anche per la salute umana, decine di carcasse abbandonate all'esterno dell'allevamento e gabbie parto fatiscenti e pericolose per gli animali. Quando i consumatori trovano la denominazione DOP sull'etichetta dei prodotti che acquistano, sono spinti a credere che questa sia una garanzia di qualità e, nel caso di prodotti animali, di pratiche di allevamento rispettose del benessere animale, dichiara Chiara Capio, responsabile relazioni istituzionali di Essere Animali. Eppure, come dimostrano le immagini, questo non è assolutamente vero. Se il disciplinare non lo vieta espressamente, anche un prodotto etichettato come DOP può provenire da allevamenti in gabbia, un metodo di allevamento che i consumatori rifiutano e che la scienza dice che va abbandonato il prima possibile. Il 12 marzo scorso Essere Animali ha depositato una proposta di legge di iniziativa popolare per introdurre a livello nazionale il divieto dell'utilizzo di gabbie per tutte le specie allevate. Io non la voglio mettere in imbarazzo, però avevo deciso di no, ma dopo la rabbia è talmente tanta, perché noi troviamo sempre il furbo di turno per il business. Però l'importanza invece volevo sapere, dottoressa, della carne di maiale. Ecco, quanto si può mangiare? È buona, si può mangiare? Lasciamo perdere il servizio che abbiamo visto, perché noi ne facciamo molto uso. Una volta il suino era nelle case di tutti, si allevava, era un bene prezioso. Ecco, il maiale, la carne bianca, perché qua si vede la carne rossa no, la carne bianca no, e il pollo ti fa venire il tumore. Cioè, a sto punto cerchiamo anche di capire com'è la situazione. Come dicevo all'inizio, parlando appunto della giornata alimentare, l'importante è variare il più possibile. Quindi non c'è un alimento che fa bene, un alimento che fa male, assolutamente, è lo stile alimentare. Quindi
una corretta alimentazione, un'informazione sui giusti cibi che io devo consumare all'interno di una variabilità. La carne bianca è da preferire a quella rossa, ma nella giusta proporzione assieme ad altre proteine, che siano le uova, che sia il pesce, che siano i legumi. Quindi l'importanza è variare il più possibile la mia alimentazione, in modo tale che da trarre il beneficio da ogni alimento che io consumo. C'è un po' di tutto. Un po' di tutto. Avete capito? C'è la dieta ferrea, ad esempio. Ho delle amiche che io le ammazzerei. Si mettono in dieta, poi si mangiano il cioccolato, ma per un cioccolatino, io dico, ma allora, cioè queste diete, questo mangiare che adesso si vede, mangia così che dimagrisci 10-15, sta pubblicità, dottoressa. Allora, non bisogna demonizzare in toto gli alimenti, anche perché ognuno di noi ha quello che è un alimento di comfort, che sia il cioccolatino, che sia un biscotto, quindi potrebbe, se io me ne privassi, potrebbe avere altre ripercussioni. Quello che è importante è avere uno stile alimentare corretto, uno stile di vita che include non solo l'alimentazione ma anche l'attività sportiva, perché noi siamo una bilancia. Quindi se quello che io introito da una parte lo devo spendere da un'altra parte, quindi non è il cioccolatino che mi fa ingrassare, è nel complesso della mia giornata alimentare che vado a bilanciare quelli che sono l'ingresso e l'uscita. Le uscite io ce le posso avere con l'attività sportiva, che non è soltanto quella che io faccio strutturata per forza in palestra, ma può essere anche la mezz'ora di camminata veloce tutti i giorni. Quanto serve camminare tutto il giorno? Poi uno dice 10.000 passi, adesso ci sono i 10.000 passi, 5.000 passi. Al giorno quanto tempo di movimento bisogna quotidiano fare, grosso modo? La camminata, come la chiamo io, da shopping, non fa nulla. Non fa niente. Una camminata a passo veloce basterebbe anche quei 30-40 minuti. Avete sentito? Non serve farlo tutti i giorni. La regolarità. La regolarità. È quella che influenza poi quello. No, lo farlo stile... un giorno sì, 8 no. Farla quotidianamente. Sì, quotidianamente, ma è anche per avere il beneficio a lungo termine. Poi è anche un modo per rilassarsi e per non posti pensare... che abbiamo, perché non ci mancano di sicuro. Appunto. Ecco. Allora, visto che abbiamo parlato di bambini obesi, andiamo a vedere anche il servizio, che ci tenevo che la dottoressa lo vedesse, di questi bambini obesi. Cosa dico? Mi sembra che andiamo a Padova, sì, l'ULSS 6 di Padova, studio bambini obesi. Andiamo a sentire. Per le mamme il bambino è sempre il più bello del mondo, ma non riconoscere il sovrappeso, in alcuni casi l'obesità, può portare a lungo andare a gravi conseguenze. E quanto emerge dallo studio condotto dal Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione dell'ULSS 6 su bambini di 8 anni che frequentano la terza classe elementare, inserito nell'indagine nazionale Occhio alla Salute, con questionari posti a bambini e ai genitori. Il 26% tra i 500 bambini incontrato è obeso, con un'alimentazione da correggere a partire dalla colazione. I bambini assumono ancora in percentuale del 40%, quindi abbastanza elevata, quasi la metà dei bambini, una colazione inadeguata e una merenda a scuola inadeguata nel 63%, che poi porta ovviamente il bambino sazio in mensa e quindi in difficoltà ad assumere i nutrienti di cui necessita per l'ora di pranzo. Obesità e sovrappeso hanno una diretta correlazione con il tasso di scolarità dei genitori e con l'attività fisica fatta dai bambini. Purtroppo i genitori faticano a rendersi conto di una condizione che sul lungo periodo può creare seri problemi. Sovrappeso e obesità in età pediatrica sono un forte predittore di malattia futura, con malattia cronica che inizia precocemente. Allora, dottoressa Elia, come commentiamo questa collega? Abbiamo sentito la preoccupazione, però mi sembra che qualcuno stia ascoltando poco, perché l'obesità infantile sta aumentando. I pediatri sono molto preoccupati. I bambini si muovono poco, mangiano male, non tutti fortunatamente, ma noi cerchiamo di dare un'informazione corretta a quelli che non l'hanno ancora capito. Prego.
Sì, sono purtroppo d'accordo con quello che ha detto la collega, e i numeri sono quelli a livello regionale anche, ed è un'indagine che è stata condotta dal Ministero, che poi viene svolta dalle varie regioni e dalle singole ASL, è il progetto Occhio alla Salute, che fa un'indagine proprio sui bambini di terza elementare, dal punto di vista alimentare, delle abitudini, come dicevamo prima, fuori dalla scuola. È vero che questi bambini non fanno colazione, per cui c'è già un iniziare la giornata nella maniera scorretta, o comunque la fanno in maniera inadeguata. Cosa significa? Il classico succo con la merendina, molte volte mangiato in macchina per andare a scuola, invece di avere il tempo da dedicare a questo momento, che è fondamentale, perché noi siamo delle macchine. La macchina, se non ha la benzina, non parte, e quindi tutta la mia giornata ne risente. Se il bambino non fa colazione o non la fa inadeguata, arriva al momento della merenda, che sono di solito le 10 del mattino, consumando a volte un panino o comunque una merenda molto abbondante. Qual è la conseguenza? Che arriva all'ora del pranzo, che è invece il momento che apporta il 60 e il 65% delle calorie al bambino, ma comunque in generale anche all'adulto, quindi il momento principale della giornata alimentare, con poca fame. Quindi si innesca questo circolo vizioso che fa sì che poi si mangi troppo alla successiva merenda e di nuovo poco alla sera, e quindi questo circolo errato fa sì che il bambino man mano assuma delle abitudini scorrette, che portano nel lungo andare all'incremento di peso. Per cui quando noi facciamo la formazione partiamo sempre dallo stimolare i genitori, le insegnanti, perché comunque il tempo che un bambino passa a scuola sono minimo 8 ore in un tempo lungo. Quindi il tempo mensa è tempo scuola. Quindi anche in quel momento in cui c'è la somministrazione del pasto, capisco che è difficile perché il tempo è sempre molto esiguo, bisognerebbe fare educazione alimentare, anche solo all'assaggio, perché molti bambini rifiutano il consumo di un alimento poi perché non lo conoscono. Però bisognerebbe tutti insieme lavorare a che il bambino piano piano si abitui ad assaggiare quello che non conosce o quello che non è abituato a vedere a casa. Quindi noi puntiamo molto su una corretta alimentazione, puntiamo su una merenda adeguata, che può essere un accompagnamento al momento principale, che è il pranzo in questo caso. Che è molto importante, come accennava prima, che la frutta andrebbe mangiata 5 volte al giorno. Non la frutta e verdura. Frutta e verdura, perché non sbagliare, frutta e verdura 5 volte al giorno. Sì. Sì, vorrei proprio vedere. Ma guarda che non è difficile, perché comunque io posso farmi fare il consumo, la spremuta al mattino, mangio un frutto a mezza mattinata, al pomeriggio posso anche farmi una centrifuga o mangiare un'insalatona. O mangiare adesso sono in moda l'insalatone. Sì, l'insalatone, oppure comunque una verdura cruda a pranzo e a cena, cruda o cotta è uguale. Quindi bisogna soltanto entrare nell'ottica di cambiare le mie abitudini. Non è che forse abbiamo troppa fretta, non ci pensiamo più, mangiamo quello che capita. Quello purtroppo è il pericolo. Lo stress non fa mica bene, vero dottoressa? Aumenta il livello di cortisolo e quindi si innescano tutti quei processi che poi mi portano ad avere delle abitudini. Anche allora, chiudiamo ormai, io la ringrazio anche per essersi fermata più del tempo che avevamo
avevamo messo in campo, però ci tenevo tanto a parlare di queste cose perché secondo me sono utilissime, se ne parla pochissimo e invece è veramente una formazione, un cambiamento culturale che dobbiamo fare. Il gelato, dottoressa, adesso il gelato è un alimento eccezionale, buonissimo, ecco in Germania poi loro ne consumano tantissimo, noi insomma abbiamo iniziato, ma no. Quanto bene fa il gelato? Come mangiare il gelato, dottoressa? Può essere utilizzato come merenda, quindi come un sostituto, possibilmente prendere un gelato artigianale. Ecco. Ovviamente se devo fare una scelta calorica è preferibile un gelato alla frutta piuttosto che una crema, ma in generale nelle giuste quantità, voglio togliermi lo sfizio di mangiarmi un gelato, posso godermi tranquillamente anche un gelato con la crema. Abbiniamo, come dicevo, nella mia giornata che ci sia anche del movimento, cioè non deve essere come un dovere, ma come ormai un modus vivendi del mio essere. Io devo uscire e fare movimento. Anche solo andare a fare la spesa al supermercato devo prendere l'abitudine di andarci a piedi, visto che è vicino, invece di prendere la macchina, andare alla fermata, scendere una fermata prima, se possibile. Cioè, tante piccole attività che io svolgo quotidianamente, se posso riuscire a farle andando a piedi sarebbe da preferire. Ancora meglio, anche perché adesso con le giornate che arrivano e quei posti che abbiamo, io dico la verità che abbiamo la fortuna di vivere su dei posti meravigliosi, perché poi pensiamo solo alla Restera, a Villa Margherita, proprio abbiamo delle zone bellissime che veramente è da capire e soprattutto andare a vedere. Un'altra cosa, e chiudiamo adesso, dottoressa, il messaggio che vorrebbe lasciare questa mattina a Sveglia Veneta, ecco, che messaggio proprio come nutrizionista, cosa vorrebbe dire a queste persone, perché io sono molto preoccupata per questi bambini, loro non sanno difendersi. Io ho visto l'altro giorno in gelateria, l'ho anche raccontato, un bambino obeso con un gelato grande così. Insomma, io ho guardato quella mamma, ho detto ma questa, cioè un gelato enorme su un bambino già con un peso enorme perché era piccolo, aveva avuto 4-5 anni. Dottoressa, cosa diciamo a queste mamme? Ma sì, dai, lo accontentiamo, che Ciccio Bello è così bello avere il Ciccio Bello. No, prendetevi del tempo per fare la spesa e soprattutto coinvolgete i ragazzi quando preparate o il pranzo o la cena, se non tutti i giorni almeno il weekend dove la famiglia comunque si ritrova, e anche quello è un momento di famiglia, di condivisione. E con queste parole noi ringraziamo veramente, ma grazie alla dottoressa Marianna Elia di essere stata con noi, Dipartimento Prevenzione, Servizio Igiene e Alimenti dell'US 2 di Treviso, perché penso che queste informazioni siano necessarie, visto quello che è successo alla sindaca poveretta di Casale, che l'ha raccontato qui, che aveva fatto appunto una mensa con una alimentazione a base di frutta, verdura, e i genitori disperati, mio figlio non mangia niente, viene a casa affamato, ho dovuto chiudere questa mensa con questa alimentazione e farla nata, ed era stata fatta con una nutrizionista, perciò svegliatevi che più di Sveglia Veneti non si può fare. Grazie dottoressa Elia, grazie, è stata con noi. Adesso andiamo a vedere il vostro assegno, che non è quello che vi ho raccontato, ma lo vedrete domani, o il vostro assegno a chi è andato. Grazie, grazie dottoressa. Grazie. Ciao grande famiglia, siamo a Vicenza, da Yolanda e dai suoi ragazzi. Ciao Yolanda, ciao, come stai? Bene, abbastanza bene. Yolanda ha avuto da poco un'operazione, si sta riprendendo, 3 ragazzi, 3 minori, 3 maschi, e noi siamo qua. Yolanda, come ti avevo promesso, allora intanto andiamo a prendere la roba con i tuoi ragazzi. Yolanda, questa tieni.
Allora, questa è tutta roba per voi. Come stai? Abbastanza bene, mi sto riprendendo. Quanti anni hai, Yolanda? 36. 36 anni, ma ne dimostra molto meno. Si sta riprendendo perché ha avuto un'operazione molto importante. Diciamo che il comune la sta aiutando, ecco, perché noi abbiamo sollecitato sia il sindaco Ruccolo che l'assistente sociale che l'assessore al sociale. Cosa vuoi dire, Yolanda? Niente, la situazione è quella che è, diciamo, perché purtroppo è un anno che vado avanti e indietro dall'ospedale, quindi anche il lavoro, non riesco a lavorare sempre, quindi lo stipendio è diminuito e la situazione è questa, ecco. 3 ragazzi da crescere, da sola, non è... perché il papà purtroppo non contribuisce niente, diciamo, li ha completamente abbandonati e quindi da sola devo riuscire a portarli avanti, ecco, grazie anche con mia mamma ovviamente. E sono anche 3 bravi ragazzi, perché assolutamente io lo so. sì. È vero, assolutamente. Ma una mamma può dire assolutamente no, deve solo dire assolutamente però sono sì. bravi. Sono bravi, vero Yolanda? Non chiedono mai niente, anzi. Ecco, allora noi abbiamo portato un po' di cosine che tu mi avevi detto che avevi bisogno. Allora questi sono un paio di stivaletti nuovi per te, tesoro, guarda che belli, vero? Qui abbiamo portato un po' di abbigliamento, la roba da mangiare per i tuoi bimbi, un po' di tutto, ma soprattutto ti abbiamo portato l'assegno. Eccolo qua, perché io so quanto bisogno hai di questi soldi. Lo so. Per 3 ragazzi non è cosa da poco. Non è facile, sì. Allora, cosa vuoi dire alla grande famiglia di Rete Veneta? Che vi ringrazio, perché purtroppo non so che dire. Cara. Lei. Guardate che è brava sta mamma qua, perché riesce sempre a sorridere. È vero, Yolanda, nonostante tutto. Non posso fare altro, quindi. Almeno quello. Almeno quello. Vero. Allora, sai cosa fai? Manda un grosso bacione. Un bacione a tutti quanti. Grazie mille, un bacione a tutti. Allora, io so che tu hai anche un problema con uno di questi 3 ragazzi. Sì, è un bambino autistico. È seguito da una clinica e adesso stiamo cercando di fare l'accompagnamento, l'invalidità, in modo da poterlo aiutare anche in altri modi, ecco. Pensate quanti problemi, uno sopra l'altro. Io veramente sollecito l'amministrazione, soprattutto il sindaco Ruccolo, che è molto sensibile, a sostenere questa mamma e questa famiglia. Grazie grande famiglia, anche oggi abbiamo fatto una buona azione grazie a voi, vi voglio bene, ciao. Arrivederci, grazie. E voi cosa volete dire? Grazie alla grande famiglia di Rete Veneta. Grazie a voi ragazzi, ciao.